Tutti pronti? Marondolo Carmen aiuti tu. Marondolo Carmen aiuti tu. Ah, tu sei di Tunisi, pensavo, no, perché avevo visto un replay che va a Tunisi e quindi pensavo. Davide, ma ti sei reso conto che apro senza dire una parola e farò la maggior parte della live senza dire niente, non c'è niente più da dire. E il mio Twix sulla partita è i tifosi dovrebbero cominciare a fare silenzio stampa, ma seriamente. Cosa succede se i tifosi smettono di interagire con il Napoli sui social, smettono di andare allo stadio, perché i tifosi sono andati allo stadio, i numeri Guido ce li ha portati, e continuano a farsi le trasferte? I tifosi cioè, grazie Phoenix, grazie mille, grazie a tutti quelli che intervengono, interverranno, vogliono lasciare un like per me. Da Werden, questa è l'immagine con Di Lorenzo che va da solo, perché poi sono andati a prendersi, a guardare la curva, e poi Di Lorenzo va, non lo so se l'hanno chiamato, vieni più sotto, o se lui decide di andare, parte da solo, poi qualcun altro lo raggiunge, e le solite cose, gesti, non lo so cosa hanno detto, le solite cose probabilmente, ma ad oggi io immagino una sola reazione possibile che possa far smuovere, perché finché se ne parla, finché ci sono interazioni, finché si va allo stadio, si muovono soldi, eccetera, eccetera, può essere che va bene tutto a tutti. Cosa succede se invece il Napoli posta, per esempio, la foto, è finita 1-0 al Castellani? Silenzio. Cosa succede? Cosa può succedere? È un'idea che mi sta venendo. Il silenzio stampa, che di solito fanno le squadre quando sono in difficoltà, quando non vogliono rispondere, quando non sanno cosa dire, bisogna chiudersi, lavorare, fare del nostro meglio, lavorare per l'obiettivo finché la matematica. Che succede se non scriviamo più niente? Se io smetto di fare video? Vi leggo, vi faccio, leggo i vostri commenti perché non posso fare altrimenti. RC, grazie. Spesso, perché tu sei uno di quelli che c'è sempre. Mamma mia, quanta mediocrità. Io mollo al 79esimo. Scusa Vale, ma in live non ci sarò, non voglio sentire parlare del Napoli. Hai ragione, tant'è vero che faccio fatica a parlarne, probabilmente non ne parlo, do solo voce a voi. Che vi devo dire più? Vergognosi solo per te, Vale. Grazie Peppe, e figurati. Io lo so che tu poi sei talmente appassionato che comunque recupererai dati, numeri, che sentite i rumori? Questo è il rumore dell'amore. Dati che analizzeremo per guardare in avanti, per cercare di non ripetere gli stessi errori. Abbiamo giocato bene, un po' sfortunati.
Ok. Hanno smesso di giocare dopo il gol subito 2 minuti. No, chi l'ha detta questa cosa? Tra virgolette, perché tu mi riporti un virgolettato. Fammi capire chi l'ha detta. Albertone, buonasera, mi domando cosa analizzare. Si può analizzare il nulla? Voglio immaginare che ci siano venduti la partita, altrimenti mostrano anche di non avere dignità. Preferisco così. Lo capisco quello che dici. In realtà c'è veramente poco da dire. Servirà un miracolo per trovare screenshot. Ovviamente si può fare l'analisi del gol subito, dove Nathan non pone alcuna resistenza, fanno quello che vogliono su quella fascia, cross in libertà, il rimpallo a Jesus, poi dopo il cross in mezzo, quello in mezzo a Ostigard Di Lorenzo che salta e non ci arriva. Ma hanno avuto altre occasioni, loro sono stati imprecisi, ci hanno graziato. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi? Si può dire che Aprile migliore in campo? No, nemmeno questo si può dire. Non si può dire. Faccio fatica a trovare il migliore in campo. Faccio fatica, una fatica bestiale. Questa fa male più di altre. Pareva Mazzarri bis. E non so, vedi Andrea Palazzo che mi scrive, lo stanno facendo apposta. Fabio Versatile che parla di ammutinamento in campo è un'idea che io contesto e rigetto perché non avrete offerte e se state facendo un dispetto alla società, voi giocatori non avrete offerte. Probabilmente il giocatore più pagato, che è Osimhen, troverà qualcuno, si riuscirà a fare la cessione, lui se ne andrà da qualche parte. Gli altri cosa fanno? Cosa succederà a questa squadra? Mazzarri bis, è chiaro che bisogna parlare anche di Calzona, perché quello che vi dissi all'epoca, dopo un momento di entusiasmo, ho avuto un momento di lucidità e ho detto: vuoi vedere che adesso quello che stiamo vedendo talmente poco era quello che abbiamo lasciato tra Garcia e Mazzarri? Questo ci sembra un grandissimo allenatore, quando in realtà probabilmente anche lui non lo è. E il secondo di quello, il secondo di quell'altro, allenatore della Slovacchia, va bene tutto, ma Simeone all'89esimo cosa significa? Cosa significa Simeone all'89esimo? E cosa significa Ngonghe e Raspadori al 72esimo, però al posto uomo su uomo, cioè togli l'esterno destro, togli l'esterno sinistro e li cambi uomo su uomo e non cambi modulo e non aggiungi un po' di peso in attacco, butta un pallone là davanti, non stai creando stessi creando, dici siamo stati sfortunati, portiere in stato di grazia, non becchiamo la porta, ma dove abbiamo tirato? Quindi Calzona insieme agli altri, senza alcun dubbio. Vi leggo. Calzona out. Beh, questo è normale. Tra l'altro, questa poi è la deriva e il pericolo di cui parlavamo anche in prepartita ieri nella live, visto che si è creato tutto questo hype per Conte, e se non viene Conte, chiunque arriva al primo pareggio, alla prima partita sbagliata, si griderà Mister X out, si crea la deriva e non si lavora più bene, perché le premesse in società sono queste. Se tu crei questi presupposti, chi viene con questo atteggiamento, se non viene chi viene a prendersi questa gatta da pelare, perché sarà difficilissimo mantenere i tifosi tranquilli, sarà difficilissimo e sarà inevitabile dire su questo out, Pioli non è buono, Italiano non è buono, quell'altro non è buono, e si dirà out. E si dirà out a tutti. E quali giocatori restano? Quali giocatori puoi mettere in campo? Qua serve fare rescissione dei contratti. Avete presente il Napoli che c'ha tutti queste riserve, tutti i soldi, il tesoretto così? Questo tesoretto te lo devi spendere con le rescissioni dei contratti, perché questi giocatori chi se li viene a prendere? Chi se li viene a prendere che stanno dimostrando di non saperne uscire?
di non avere dignità, di non avere amor proprio nemmeno, perché a un certo punto l'amor proprio devi dimostrare. Al primo tiro ci hanno preso la solita cosa, però poi vedi la reazione, ti metti là, macini gioco, velocizzi un pochino e li metti in difficoltà. Io ho visto un Empoli tranquillissimo, proprio tranquilli, che ci hanno gestito senza problemi. Boh. Scusate, scorrono i messaggi. Avevo detto che cerco di parlare veramente il meno possibile. Chi è che si prende la responsabilità? È bravo, proprio di questo. Poi voi parlate, a me viene un'idea, poi vi recupero il messaggio e mi trovo che già ho risposto a questa cosa qua. Chi se li viene a pigliare? Provo vergogna, non ho altre parole. 8/11 via. Esatto, con rescissione dei contratti, perché chi se li prende? Hanno anche degli ingaggi medio-alti, chi se li viene a prendere? Dai, almeno nella prossima stagione avranno una settimana. Ma anche questa qua hai avuto una settimana per prepararla e siamo alle solite, la famosa settimana tipo che ti deve dare tutti questi vantaggi. Non serve, è meglio andare a fare un'Europa League dove l'entusiasmo di vincerla, la Roma la prepara bene. Serve l'Europa, perché tu con l'Europa fai una squadra un po' più decente, altrimenti la prossima stagione via Zielinski lo sostituisci con Gaetano, con Cajuste e questo è. Perché poi vogliamo parlare del mercato? Signori, Nathan, unico al mondo, io odio quando quelli rivendicano, io l'avevo detto, l'unico al mondo che vi ha detto in prepartita, tutti dicono Mazzocchi al 100%, però attenzione, perché c'è l'altra soluzione, non credo, perché ti devi conservare il centrale in panchina, però c'è la soluzione Nathan così, perché può essere che ora ci fanno sapere che era febbricitante Mazzocchi, benissimo, però febbricitante non al punto da non poter giocare, perché quando Nathan fa quel primo tempo, poi dopo lo metti a Mazzocchi, e Mazzocchi onestamente, e sapete che non sono prevenuto su nulla, ha avuto un impatto sufficiente sulla gara, mi è sembrato avesse voglia e ci ha messo qualcosa che Nathan col suo piede non ha saputo metterci, non c'era nulla, proprio nulla da vedere. Mazzocchi con la febbre meglio di Nathan, meglio di... ma quello non è terzino, ma quello non è centrale, e Nathan allora è un braccetto, e allora devi giocare a 3, e allora se hai imposto il 4-3-3 a Garcia e lo hai imposto a Mazzarri, che poi è passato a 3, Nathan non lo potevi comprare al posto di Kim, non lo dovevi assolutamente, dovevi comprare un centrale come si deve, già esperto, già pronto. Non c'è altra storia. Cerri 3 anni senza segnare, nella conferenza, no, nella telecronaca dicevano tipo, lo vedrete in reaction perché mi sono segnato tutto e ho detto tipo quanto ha fatto, 6 gol in 83 partite, una cosa, c'è numeri che non... La pagliacciata finale di andare a chiedere scuse sotto la curva se la potrebbero almeno risparmiare. Lo so Nicola, che poi ognuno la prende come vuole, ma non puoi nemmeno non andare. Maurizio, grazie mille amico mio, sei sempre carinissimo e generosissimo, nient'altro, bocca chiusita, lo capisco, ma questa è l'unica reazione che mi viene da chiedere ai tifosi, cioè vediamo se l'indifferenza smuove qualcosa, perché la smossa l'anno scorso venne da grande contestazione, non lo so se perché i tifosi che vanno allo stadio stanno sempre lì e continuano, i tifosi quelli là da tastiera, quelli là su internet o quelli che non ci possono andare possono anche stufarsi, e se si stufano vediamo l'anno prossimo che succede. Bisogna avere il coraggio di mandare via tutti, tenere 4-5 giocatori che in campo danno anima, Politano, Raspa, Simeone. Tu ti conservi a Simeone un'altra volta, gli fai fare un altro anno dove non gioca mai, perché al posto di Osimhen devi pigliare un attaccante, devi spendere una 50 di milioni, perché sennò dove vai? E quindi anche Simeone ha bisogno di andare, di spiccare il volo e di fare la sua carriera finale. Caprile dolce dormile, geniale Giorgio, assolutamente geniale.
perché non ha dovuto fare praticamente nulla se non un paio di uscite. E ringrazio anche il mio Starving Italian, generosissimo, sempre col super sticker. Onestamente non vedo il problema del prossimo allenatore. Chiunque verrà per una squadra che peggio di così non puoi fare. Roberto, errore gravissimo. Errore gravissimo. Si è detta la stessa cosa di Garcia. Viene Mazzarri, peggio di Garcia non si può fare. Ha fatto peggio. Peggio di Mazzarri non si può fare. Calzone, non lo so se ha fatto peggio, ma si può sempre scavare. Quindi si è scavato. E l'anno prossimo, quello che nessuno sta considerando e tutti stanno dicendo, peggio di così non si può fare. Non è detto, non è assolutamente detto, si può far peggio, si può fare una stagione dove tu non la intravedi proprio l'Europa e resti lì galleggiando vicino al Sassuolo, all'Udinese, si può far peggio. Attenzione, non diamo per scontato che non si possa far peggio di così, si può sempre fare peggio, esiste la retrocessione, esistono i momenti in cui hai spento la luce, non si accende più, qualcuno ha staccato la spina e serve... Attenzione a dire così. Quindi chiunque arriverà prenderà una squadra che peggio di così non puoi fare, non è assolutamente vero. E aggiungo, non avrà la pressione perché? La pressione l'avrà perché si è creato il presupposto che adesso tutti vogliono solamente Conte e se non arriva Conte, chiunque arriverà verrà preso di mira. Basterà un pareggio, basterà la prima sconfitta, basterà una vittoria che non convince a mazzo, verrà preso di mira e si chiederà la testa, perché questa è la deriva che si sta prendendo nel calcio in generale, non solamente noi, nel calcio in generale. Allegri fa una partita così, Allegri out, Pioli out, si chiedeva la testa di Inzaghi l'anno scorso, e così la deriva, ragazzi. Quindi attenzione a pensare che non si può far peggio di così. Attenzione. Nicola, che ringrazio. No, questo è Giorgio. Nicola, la vedo non nera, oscura. Prepariamoci all'ecatombe. No, noi dobbiamo essere pronti veramente a qualunque evenienza, ragazzi, perché è difficile immaginare un futuro, è difficile capire cosa può succedere. Servono prese di posizioni forti, importanti. Senza calciatori di livello, soprattutto mentale, superiore, il prossimo anno si sfiora. È una paura legittima, Nicola. Io sono sempre di solito equilibrato con le mie cose e non faccio previsioni né troppo ottimistiche né troppo catastrofiche. Però attenzione, non ci sono i presupposti. Se resta questo impianto di squadra non ci sono i presupposti, perché glieli abbiamo cambiati gli allenatori. Non si sono presi con Garcia, glieli abbiamo cambiati. Uno è venuto da grande zio, il dottore che li doveva difendere e coccolare, niente. Quell'altro è venuto, vi rimetto nella comfort zone dei passaggi, della rete di passaggi, del 4-3 che conoscete, non cambio modulo, non vi preoccupate. Niente, si perde, ogni tanto si vince, ogni tanto si indovina la partita, si prende gol sistematicamente. Si prende gol. Calzona non ha saputo fare un clean sheet, si prende gol sistematicamente e questa è la seconda partita di Calzona dove non siamo nemmeno riusciti a segnare. No, Pietro, assolutamente non lo è, ma i presupposti che si sono creati non è la soluzione Antonio Conte. Attenzione, io ve l'ho detto, è un rischio enorme, perché Antonio Conte viene, ti chiede giocatori, glieli dai, non glieli dai, è capace che all'inizio del ritiro, alla fine del ritiro dice no, me ne vado, perché Antonio Conte lo ha fatto, è storia, si è lamentato delle proprie società, anche quelle che hanno speso tanto. Non è assolutamente detto che sia la soluzione. Se tu ad Antonio Conte gli dai le chiavi di Castelvolturno o del prossimo centro sportivo, perché poi te ne devi andare perché sei infitto, se gli dai le chiavi e man e col budget decidono tutto loro, lui comunque è capace di lamentarsi e così. Antonio Conte vuole un progetto vincente. Antonio Conte viene nella piazza per un progetto vincente, quindi io non credo che Antonio Conte stia impazzendo dalla voglia di venire al Napoli. Se venisse Conte, almeno tieni quelli là che lo stanno chiedendo a gran voce, buoni per 2 o 3 partite, ma non vi dico assolutamente che è la soluzione, assolutamente no.
Che altalena di emozioni quest'anno negative, eppure in questi momenti in cui comunque resto attaccato alla TV per il Napoli, capisco veramente quanto io ci tenga e che non so stare senza. Certo, noi siamo quelli là irriducibili, può succedere qualsiasi cosa, noi sempre lì quando è il momento della partita. Io ero pure emozionato, vi devo dire la verità, perché le ultime partite un po' viste da telefonino, un po' viste da iPad, non avevo il mio studio e quindi il Monza... ero contento di ritrovarvi nel post partita subito dopo, di fare la reaction con calma e volevo esprimere emozioni e le vedrete le emozioni, le vedrete appena ho posto la cosa. Abbiamo perso una finale, hai ragione, che peccato. Per fortuna ce n'è un'altra, perché adesso arriva la Roma. Volevo ricordarvi, no? Che adesso c'è Napoli-Roma, poi c'è Udinese-Napoli, e Udinese-Napoli vi sembra una partita facile? Udinese-Napoli, Napoli-Bologna, che non lo becchi più mai nemmeno nei sogni, Fiorentina-Napoli, italiano, e Napoli-Lecce. Ditemi dove dobbiamo farli questi punti. Perché, ma il quinto posto è utile. No, ma attenzione, quello pure il sesto posto è utile. Fermi tutti, se quelli vincono, se quelli pareggiano, se quelli vanno, il settimo posto è utile, l'ottavo, il no. Più aggiungiamo posti utili, più il Napoli perde partite e perde punti e perde posizioni in classifica. È qualcosa ci sarebbe da ridere se non fosse una tragedia sportiva che il tifoso non può accettare. Ogni volta che abbiamo aperto lo spiraglio, guarda, si può fare, ci credo ancora pochi punti. Mi date atto che non vi ho preso mai in giro e che vi ho detto ci sono troppe squadre davanti, e al di là di troppe squadre davanti aggiungiamo che questa squadra non è capace di fare un paio di vittorie in fila, in croce, che siano 2. Noi volevamo le 3 partite, il filotto di 3, le vittorie di 8 partite, e yamma. Facciamo ridere i polli. Claudia, cari amici Bellini e caro Valero, scusate l'assenza, ma io nonostante tutto vi ho tenuto nel cuore. Io mi auguro una stagione di silenzio e impegno. Tu dici, Claudia, una stagione di silenzio e impegno. Certo, se uno vedesse l'impegno è capace pure che accetterebbe un silenzio generale. Ho paura però che nel mondo d'oggi, dove ti devi far vedere, devi interagire, esiste solamente i social, hanno diritto di esistere, e le società sfruttano i social per creare interesse, perché se non crei interesse non fai i tifosi, e se i tifosi più giovani non vedono una squadra che compete, se ne vanno, non ti seguono. Noi, quelli là che, capito, nonostante continueremo, ma i tifosi giovani tifano per i giocatori, che li emozionano. Noi andiamo a perdere Kvara, e quando perderemo anche Kvara, stati bene. Quindi il silenzio, come vedi, non ha aiutato. Il non fare le conferenze, il chiudersi, l'impegno non ha aiutato per niente. Ora, la Roma, per come sta in fiducia ora, ce ne dà 5, ma 6, 7, ce ne dà quanti vuoi. Possono anche fare sbagliare la partita perché sono esausti. Oramai non c'è più niente di sicuro contro questa squadra. L'unica cosa che è sicura è che la Roma la svolta alla sua stagione l'ha data coi tempi giusti, scegliendo l'allenatore giusto. Noi ci siamo andati a infognare in situazioni sempre più negative in maniera proprio incredibile. È veramente incredibile. Alessandro, mi sento violato nel mio essere tifoso. A me sembra che ogni anno non si riesce a stare tranquilli, ma non è che è tutto l'ambiente che non funziona. Amico mio, l'ambiente è quello che è, e non c'è dubbio che sia quello che è. Se guardi un pochino le altre squadre, l'ambiente è simile più o meno dappertutto. Quindi io non darei grosse responsabilità ai tifosi che seguono più o meno l'andamento della stagione, perché altrimenti l'ambiente era lo stesso anche l'anno scorso quando ha funzionato bene. Il problema è una serie di cose che devi sistemare, devi tenere a bada con le persone che poi sanno andare oltre quelle che sono le possibilità. Un allenatore che scherma la squadra, un direttore sportivo che sa come tenere tutti sul pezzo, e lo vedrete nel film, mentre quest'anno si è deciso di lasciare tutto al caso, speriamo che ci va bene, e purtroppo c'è andata male.
il lasciare tutto al caso ti può andare bene una volta, ma non ti va bene sempre. Ringrazio anche il dottor Varon. Dottor Varon. No, non ti permettere, amico mio. Va benissimo anche 99, è un gesto simbolico che io apprezzo tantissimo, non scherziamo. Va benissimo, caccio i soldi. Sinatti, Orongori, Pondrelli, Calzone, Mazzarri, Garcia, cambiando l'ordine degli addenti la somma non cambia, giocatori indegni, e non riesco a darti completamente torto, amico mio. Il problema per me è sempre a monte arrivare a queste situazioni. Quando intravedi il problema devi mettere subito una pezza e devi sistemare, e invece non si è fatto, si sono fatte altre scelte che hanno, se vogliamo, peggiorato la situazione. Purtroppo sono dinamiche che si vedono spesso nel calcio, e chi è uomo di calcio le intuisce. Delle volte le cose non scoppiano e vengono controllate, perché i momenti di crisi li hanno avute tutte le squadre, la Juventus, il Milan spesso, l'Inter l'anno scorso, però sai, controllo, la stagione comunque si salva con altre cose. Invece noi fuori male dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions, fuori da ogni obiettivo. E quando vai fuori da ogni obiettivo, da tutti gli obiettivi, questi qua per lottare per entrare non entrano. Quando devono lottare per la grande cosa, allora vedi che gli danno il 150%, altrimenti non lo so. Ma Mann si sarà pentito della scelta suicida di venire in una società? Non lo so, non ho proprio idea. A parte che tutto questo va ancora confermato, bisogna capire questo Mann, se viene, in che posizione viene, che cosa viene a fare. È un altro dirigente giovanissimo, che deve avere delle qualità per essere così giovane, poi messo a lavorare per la Juventus, ma lavorava per l'Under 23 in Serie C. Cosa significa poi venire a lavorare per una squadra in Serie A che viene da un'annata disastrosa? È tutto da scoprire, è tutto da capire. Giuntoli veniva in una squadra in crescita, in crescendo, e veniva da esperienze personali fatte bene. Manna, il Lugano e l'Under 23 in Serie C, viene in una squadra disastrata, alza il telefono Manna e tutti corrono? Vediamo. 500, no, solo 261 like. Mettiamo i like per la nostra terapia di gruppo. Grazie Alessandro, sei carinissimo e sei molto attento, è così. E ascolto un vocale, perché Francesco si sfoga, giustamente, siamo a 1 minuto e... Ciao amici bellini, stavo qui a vedere i City Chelsea 1-0 per il City e non so realmente cosa dire. Ho letto il tuo tweet, Vale, e sono d'accordissimo con te. Se lui dice che attraverso Lombardo, stiamo parlando di ADL, che non si possono fare 110 conferenze stampa e dunque non si dà il proprio tempo nei confronti dei giornalisti e dei tifosi di esprimere un qualcosa inerente la partita che si andrà a affrontare il giorno dopo, perché noi dovremmo dargli il nostro tempo? Questa è una bella domanda. Fatto sta che io spero che finisca presto questa stagione, perché è cosa che non ho mai detto, perché avevamo l'Europa League, la Conference a cui potevamo ambire, però realmente ho visto oggi rispetto a Frosinone e Monza, dove comunque ci fu un approccio diverso, una squadra che non ci crede più, e non parliamo di ammutinamento, perché sennò si trova l'alibi alla società di dire ma quelli si sono ammutinati, e mica è colpa nostra che abbiamo preso Garcia, Nathan, è colpa dei calciatori che si sono messi contro la società, mentre invece si sa che dopo aver vinto uno scudetto come fai ad ambire a un 7º, 8º posto? Cioè, è proprio inconcepibile dal punto di vista mentale, questo. Che si prenda un allenatore su cui fai un progetto anche di 4-5 anni. Già ho letto notizie che possono essere totalmente false, Pioli biennale, Vale, che si facesse un qualcosa di tosto. Io non dico manco di rifondare totalmente la squadra, perché secondo me è un suicidio, la puoi rifondare in massimo 2 anni, magari cambiandola un bel po', però che si cambiasse radicalmente la società, figura societaria, il vicepresidente.
sono tutti auspici logici, però non vedo perché, se quando ADL ha parlato ha detto il mio unico errore è stato non incatenare Spalletti, vuol dire che non hai capito nulla di come funziona il calcio e di dove effettivamente hai sbagliato. La domanda di Francesco: se Kim, Giuntoli e Spalletti fossero rimasti avremmo avuto gli stessi risultati. E che ne so, che ne posso sapere? La realtà è che io ve l'ho detto a scudetto ancora non vinto che Spalletti se ne sarebbe andato, perché si leggeva tra le righe che non vedeva l'ora di andarsene, che non ce la faceva più e che è impossibile restare a lungo termine tranquillo in uno sgabuzzino e al lavoro senza così. Quindi non ci sono i presupposti, si è fatto un miracolo, si è andato oltre qualsiasi possibilità, si è fatto overperformare, si sono incastrate una serie di cose astrali dove anche gli avversari si suicidavano e non ci hanno provato più. Non si può fare. Se Kim, Giuntoli e Spalletti fossero rimasti, devi pensare che non sono rimasti, quindi devi pensare: ma se avessimo sostituito Kim con un difensore non inesperto, se avessi sostituito Giuntoli non con Meluso dopo aver preso Garcia, ma con un qualsiasi direttore sportivo che ti aiutava a scegliere l'allenatore, e se avessi sostituito Spalletti non con Garcia ma con un allenatore che aveva voglia di fare, Thiago Motta, Tudor, Conte, Luis Enrique, tutta una serie di idee non si sono concretizzate. Dove vogliamo andare a sbattere la testa? Dobbiamo guardare agli errori che hai fatto. Perché ti hanno detto no? Ti sei fatto questa domanda? Se ti sei fatto questa domanda, la soluzione non è incatenare uno che non vuole più lavorare con te. Colpa di Spalletti, benissimo, non lo puoi incatenare, nessuno può costringere nessuno a lavorare, ma c'è il contratto, benissimo, ti lavora male, ti lavora senza voglia e ti conviene, non ti conviene, quindi devi lasciare andare. L'ha detto sempre lui, quindi nella coerenza non tratteniamo nessuno che non voglia rimanere, la maglia, il sole e la pizza romana. Coerenza, lasci andare e trovi uno, perché tremano le gambe. Mi hanno fatto sapere che quando De Laurentiis si chiama tremano le gambe, e trovavi uno che gli tremavano le gambe, che non vedeva l'ora di venire a lavorare per noi. Altra puttanata questa, Antonio. Non è così, non è così. Non chiedeva. Il tifoso del Napoli è intelligente, il tifoso del Napoli è consapevole, il tifoso del Napoli ha visto qualsiasi cosa. Non avremmo mai chiesto a un allenatore che deve ricominciare da capo: se non vinci lo scudetto è fallimento, perché questa è la squadra più ci hanno raccontato per distacco siamo i migliori del mondo, ma non è così. È difficile ripetersi, sì, ma è più difficile fare questa fine, questo crollo verticale. Siamo d'accordo che è difficile, ma ci bastava un secondo, un terzo posto, un quarto posto preso per i capelli, ce lo saremmo fatti piacere, e l'anno prossimo si ricominciava con i soldi di Osimhen, perché anche lui vogliono spiccare il volo, hanno fatto quello che bisogna spiccare il volo. Quelli che vogliono rimanere, ma ti devo abbassare l'ingaggio. Dai, non è così. Non è così che funziona. Antonio, benvenuto o bentornato, non so niente. Diego, ti voglio virale. Dopo oggi credo che nessuno possa dirti che sei volgare, hai torto se dici che hanno rotto il cazzo tutti, da ADL a GDL. Come certo, hai ragione. Poi si prende il clip e dice questo no, ho una storia, ho uno storico e mi sono sempre mantenuto così, e non lo so quanto è virale la mia reaction, perché nella mia reaction mi incazzo da morire e urlo quando Anghissà si scarta a quello e non tira. E non ti Anghissà solo annalza la porta e non ti. Ci sono dei momenti in cui urlo, ma ci sono altri momenti in cui io sono rassegnato e moggio in silenzio, e il silenzio non diventa virale. Il silenzio non diventa virale. Purtroppo bisogna essere spontanei. Io, anche quelli là che poi diventano virali perché sono volgari o perché si incazzano, perché dicono stronzate, alcuni sono personaggi costruiti, altri sono così, e quindi è giusto che diventano virali così. Sei convinto che Osi vada via per 100 più milioni di clausole? Assolutamente no, Edmondo. Se tu mi segui, io sto abbassando
il valore di Osimhen ad ogni partita, ad ogni scandalo, ad ogni polemica, ad ogni infortunio, il valore di Osimhen si abbassa. E l'ultima volta che ho detto 60 milioni, se ti offrono 60 milioni tu ringrazi, lo impacchetti per bene e lo accompagni, il famoso lo accompagniamo in braccio, benissimo, mi offro io, perché questo, il ragazzo che ha fatto grandissime cose, che ci ha esaltato così, è un attaccante problematico per tutta una serie di cose che non dobbiamo ripetere. Voglio vedere chi ha intenzione di spendere 130, 120, è molto difficile, e hai fatto anche l'errore grave, doppiamente grave, di fargli un rinnovo di contratto a 10 milioni che destabilizza tutto lo spogliatoio, perché Kvara prende 1,5, sono praticamente equivalenti per il valore che hanno avuto nell'impatto dello scudetto. Io devo prendere 1,5 e quello ne deve prendere 10. Osimhen vale 10 volte me. Non si fa. Quelli che si attaccano tra di loro, il procuratore attacca il procuratore di quello, che parlano tra di loro, non si fa, la dovevi gestire in maniera completamente diversa. Oltretutto ti sei messo in una condizione che ti possono ricattare sul mercato e dici: ma io credo che te lo devi togliere Osimhen, perché non te lo puoi permettere 10 milioni all'anno col resto della squadra che chiede gli aumenti. Te ne do 50, che vuoi fare? Ma quello vale 200, ma è passata la barca. Quindi che facciamo? Te ne do 45, più parliamo più si abbassa, e ad un certo punto secondo me dovrai accettare, considerando che, sperando che hai già pronto il sostituto, può essere Davids, può essere Gimenez, può essere Gyökeres, può essere, questi sono i nomi che hanno fatto tutti perché si sono fatti vedere quest'anno e sono sulla bocca di tutti, ma come li vuole il Napoli così li vuole il Milan, così li vogliono le squadre europee. Quindi il Napoli non partecipa ad aste, ricordiamocelo. Come dicevo da mesi, è finita la new era prima ancora di iniziare. Questa fantastica progettualità dove porterà? Attendiamo lo stadio con risate grasse, che quella è una risata grassa. Anch'issa che non tira mi ha fatto pensare a un regalo per l'Empoli. Poi fatemi capire, il regalo per l'Empoli, sì, perché poi li salvi così. Io nella paura mia, vi ricordate, ho detto stiamo perdendo squadre del sud e del centro-sud, speriamo che il Cagliari, insomma il Lecce dovrebbe stare tranquillo, però occhio al Cagliari, occhio al Frosinone che comunque rischiano qualcosina. La Salernitana l'abbiamo salutata, il Frosinone dovevamo inguaiarlo e comunque un punticino gliel'abbiamo dato, abbiamo regalato 3 punti all'Empoli, quindi l'Empoli che si mette più in tranquillità e quindi poi se la devono giocare loro. C'è sempre il Lecce, qua giù, c'è l'Udinese, possiamo aiutarle tutte indistintamente, non c'è proprio problema. Osimhen vale così tanto perché il suo merchandising vale più di tutto, voglio dire che della Mentis su di lui ci guadagnava più di tutti, mia opinione. Può essere, Giovanna, può essere, nel senso che se poi vai a vedere ovviamente sui diritti di immagine, uno che secondo me finirà per valere più di Osimhen è Kvara, che firma il contratto con Adidas, le scarpette per lui e tutta una serie di cose. Vai a vedere i social, Kvara è molto più tranquillo e meno social. Osimhen fa sparate sui social che non sempre aiutano l'immagine di un calciatore, non sempre gli sponsor si vogliono legare con personaggi che dividono e che hanno reazioni che sui social non si dovrebbero avere. A qualcuno fa comodo e comunque interazione, ma insomma, questa è ovviamente un'altra situazione da considerare. Se tu prendi giocatori che non hanno un grande appeal internazionale, si abbassa tutto, si abbassa anche quelle che sono gli introiti per i diritti TV. A me fa paura DL che anche l'anno prossimo continui a sbagliare, dite quello che volete, ma è finita la fortuna. Per la squadra, se fosse possibile, farei pazza pulita, non sapere nessuno. Ed è un'idea condivisibile, Giuseppe, solo che, ti ripeto, serve fare rescissione, sono cose che non sono mai successe nel calcio. Vediamo quali offerte arriveranno, se i ragazzi le accetteranno, perché se poi arrivano offerte che
o al Napoli non convincono perché no, mi devi dare quei tot soldi altrimenti non te lo vendo, oppure finisci per avere un altro Demme che te lo tieni là, non gioca, non accetta, perché Demme tiene un contratto e tiene il suo stipendio bello alto, perché Demme deve andare alla Salernitana a retrocedere? per quale motivo? Sta benissimo a Posillipo, fa il suo dovere, si allena come si deve, quando è stato chiamato in caso quelle 2 o 3 volte è stato anche dignitosissimo, perché quindi attenzione con questi contratti lunghi che hai fatto. ADL che stava al telefono in minuti di silenzio, l'ho presa, l'ho beccato, eccolo qua, sono prontissimo. EDL lo sta, perché poi ragazzi il futuro è questo, sappiatelo che il futuro è questo qua. Cioè, se non cambia qualcosa al vertice, al momento in cui si stanca Aurelio, Edoardo è il primo nella lista. Io non so quanto Luigi abbia intenzione di rimanere nel calcio. Oggi fortissima contestazione anche a Bari nei confronti di Luigi De Laurentiis. Lui non ci voleva proprio entrare nel calcio, il papà lo ha messo lì ma non lo voleva proprio fare. Viola canadese, amico Gabe, c'è sta una gif che ci mandiamo nel gruppo degli abbonati con dei pagliacci che ridono che ti somiglia fisicamente, ma no, non perché tu sia un pagliaccio assolutamente, anzi tu sei una persona seria, un caro amico, però ogni volta che vedo quella gif mi viene in mente. E perché tra voi e noi che è successo a Fiorentina? Non sto... Tra voi e noi si fa piangere ad oggi, perché, ma in generale per la stagione della Fiorentina voi state comunque in conference, state andando avanti, le finali e le cose, vedi che quando ti affacci nelle altre realtà si vede che si lamentano un po' tutti, e forse mi puoi dire tu, forse neanche voi siete contentissimi di Italiano alla fine. Vediamo, il film se lo vanno a vedere loro, De Laurentiis. Giampiero, ci sarà tanta curiosità, ci sarà probabilmente rabbia, te lo vai a vedere ma non con quell'entusiasmo, te lo vai a vedere con il sorriso amaro di cosa eravamo, di cosa potevamo continuare a essere, e col senno di poi te lo vai a vedere con quella cosa per capire dove si è rotto tutto. Buonasera Peppone, buonasera. La conference e la Coppa del Nonno, lo so, vedi, chi ci sta e non la vuole fare. Intanto io insisto e c'ho il mio concetto, senza la conference la Fiorentina non se la caga nessuno. Almeno è la conference e qualche partita infrasettimanale su Paramount la devono trasmettere, quindi che si voglia o meno se ne deve parlare. Se il Napoli non va neanche in voi vi rendete conto nell'annata in cui si aggiungono posti, perché il grande ranking, ho inviato un vocale, mi scuso solo di 30 secondi, ti raggiungo subito Fabio, grazie. Nell'annata in cui tu vieni dallo scudetto, aggiungono punti e slot per entrare, tu non riesci a entrare nemmeno in conference. Guarda che non c'è niente di più assurdo e incomprensibile di questo. Io la voglio vincere, anche quella, assolutamente. Parecchi, non hai sforato i 30 secondi, hai sforato un minuto, amico mio, ma vi dovete sfogare. I like! Time Paradox. Amici Bellini, buonasera. Valerio, buonasera, amico Bellino. Siamo qui solo per te. Ormai il Napoli lo vediamo solamente perché ci appare nel palinsesto e ci vedi, vabbè, vediamo un po' qualcosa succede. Tanto ormai abbiamo capito come l'andazzo, sono già in vacanza da un po', come chiaramente tu ci hai detto già da un mese abbondante, sono tutte amichevoli estive, non si provano nemmeno i calciatori dell'anno prossimo perché tanto non ci sono. Quindi che dire, solo per te Valerio un grande like e un grande abbraccio. Grazie. A Napoli è difficile ripetersi, perdonatemi, ma al di là del Real Madrid in quale altra squadra è facile ripetersi? Dove è facile ripetersi? Cioè, a me questa storia mi manda al manicomio, ma noi veramente vogliamo passare per degli stupidi che credono veramente che il problema è Napoli, perché a Napoli non ci si può ripetere? Ma veramente stiamo facendo? Svegliamoci.
Fabietto. Caro Valerio Fluido, un saluto a te, gli amici bellini, amico mio. Già dal mio tono di voce credo che tu capisca un po' il mio stato d'animo. Se mi concedi qualche secondo in più, perché Vai. vorrei dire queste cose perché ci tengo e ti ringrazio in anticipo. Maggio 2023, data bellissima per tutti noi. Io feci una domanda a Guido Gentile, che mi è testimone, dissi: Guido, adesso è successo tutto quello che io ho detto, però non voglio darmi nessuna paternità, come il fatto che è palese della mutinamento in gambe, non voglio stare là a dire io l'avevo detto, no, non faccio così, però comunque sì, è proprio palese che molti ne vanno conto. Ora non so se sia vero il fatto, la notizia, che non ha rispettato magari il premio scudetto, perché molti non l'avevano sul contratto. Comunque sia, la società ha molte colpe, è normale, perché poi i tifosi vogliono di più, questi vogliono più soldi, e giustamente poi lui va in difficoltà perché, tra virgolette, non sa dove poter prendere risorse per far crescere questa squadra, o comunque sia pure la piazza, perché cioè io voglio essere come il Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid. La domanda adesso la faccio a te, agli amici, se vogliono rispondere, o magari a Guido: è possibile essere così? Sì, no, non è possibile, perché l'Atletico Madrid è una squadra che ha l'allenatore più pagato al mondo, Simeone. Lungo progetto, e gli aumentano gli stipendi, poi se l'ho abbassato mi pare lui di pochissimo, ma prende tipo 30 milioni all'anno. Non è possibile paragonarsi a una squadra come l'Atletico Madrid, non è possibile. Borussia Dortmund è una squadra che ha una storia europea, ha la capacità con lo scouting di trovare sempre dei campioni, poi se li vengono a prendere, quindi il player trading sì, però quando vanno in Europa martellano e vanno avanti così. Hanno un tifo che è sempre spettacolare ed è sempre presente al di là delle varie stagioni, perché esistono anche le stagioni disastrate per il Borussia, ma non sono mai venuti meno quelli là. C'è una storia, c'è una cultura diversa. Il Napoli è una squadra giovane, giovanissima, dove si sono fatte delle cose ottime e non si è riuscito a mantenere quello standard in questo, perché era un crescendo, no? Vicini, non ce l'abbiamo fatta, è successo qualcosa, un crescendo, bene, abbiamo toccato l'apice assoluto, siamo contentissimi, non ci potevamo credere nemmeno. Questo crollo verticale vuol dire che l'apice assoluto l'hai raggiunto per caso, perché se tu raggiungi l'apice e rimani così, secondo una volta, poi riprendi, terzo, però poi riprendi, secondo un'altra volta, è difficile vincere perché le squadre del sud vincono poco, però rimani là. E invece è arrivato questo apice e poi sei caduto a picco, vuol dire che c'è qualcosa che è andata bene oltre la programmazione, c'è stata troppe cose si sono concentrate anche a livello di coincidenza, e adesso ti sei risvegliato sudato in una situazione così. Questo deve essere adesso l'anno anomalo, e deve essere l'anno, mamma mia, ci è andato tutto, ma come ci è andato tutto bene l'altro anno, ci è andato tutto, ma perché non può essere. Capito? Non può essere questa differenza. Allora non eravamo quelli per distacco, perché abbiamo overperformato, ma non possiamo nemmeno essere questi. Quindi bisogna trovare un equilibrio, e il Napoli non può essere l'Atletico Madrid, non può essere il Borussia Dortmund, ma il Napoli, per brand, per capacità di tifosi nel mondo, per tutta una serie di cose, di possibilità, il Napoli si deve mettere là tutti gli anni a lottare fisso con la Roma, con la Lazio, per il quarto posto, e io mi tranquillizzo, si lotta con la Roma e con la Lazio per il quarto posto. Ogni tanto ti devi guardare dall'Atalanta, progetto serio a lungo termine, stadio, scouting, giovani messi in mezzo, ti devi guardare dall'Atalanta, e ogni tanto ti danno fastidio e ti superano. Ogni tanto ti devi guardare dalla Fiorentina, progetto anche lui giovanissimo, però hanno fatto il Viola Park, stanno guardando nel futuro. Ogni tanto ti devi guardare dalla Fiorentina. Ogni tanto arriva la sorpresa, tipo il Bologna, che indovina l'allenatore, indovina il mercato, e ti devi confrontare così, ma tu non puoi scivolare e lottare con il Torino, con il Monza e con il Genoa. Questo è quello che io non posso accettare. Se invece cominciamo a metterci là il quarto posto fisso, ti lasci alle spalle la Lazio, che è disastrata anche lei con la società che ha, occhio alla Roma, che stanno facendo un discorso completamente diverso, si sono accollati tutti i debiti per risalire e per trovare delle cose con una società americana. Quando ti va bene, benissimo, ti metti il Milan alle spalle, la Juventus o l'Inter, così, e si esulta. Quando ti va male puoi finire sotto alla Roma, sotto alla Lazio,
però ci devi comunque andare in Europa League o al massimo. Questo che stiamo facendo quest'anno è quello che non si può accettare. E ringrazio ancora Gabe. Fino a 8 anni fa facevamo coppe sempre. Esatto, ma quello, per questo quando si parla delle sorelle è un illogico, perché le sorelle sono 3 e sempre 3 saranno. Poi le altre, le sorellastri, i fratelli, devono lottare per le cose così, e poi ci sono le annate in cui ti va bene, in cui indovini il mercato, in cui si overperforma e ce lo godiamo, e ci godiamo il percorso. Ma sotto quello, lo schifo che stiamo vedendo adesso è inaccettabile. Allora, come scrissi sotto un video, sulla conference sono combattuto. Se dobbiamo andarci per snob... no, ma hai ragione. Ma hai ragione da morire. Meglio di no. Se si promette di provare a vincere, anche solo provarci ci sta. Sono d'accordo al 100%. Il problema è qua, è a monte. Perché io, da tifoso che sta all'estero, voglio che il Napoli cresce, e quindi se hai un'opportunità di una coppa, è brutta, è piccola, si va nei campi di patate, è sempre una coppa che finisce in TV. Paramount Plus se li è comprati i diritti della Conference League, perché non dovrebbe essere presa in considerazione? Però hai ragione, se il Napoli all'epoca dell'Europa League, tramite la società, e non ti presenti ai sorteggi, dimostri che è solo un fastidio, e tutto l'ambiente, là c'entra pure l'ambiente, giornalisti che rincarano la dose, uscire dalle coppette inutili per concentrarsi sul campionato e fare gli stessi risultati in campionato, è chiaro che sono d'accordo con te, meglio non farlo. Ma non migliora il non fare la conference, non ti fa fare più punti in campionato. Questa cosa non è un'invenzione mia, sono i dati che abbiamo raccolto con Peppe Di Palma facendo i confronti Napoli pre-coppe e andamento in campionato, Napoli post-coppe, andamento in campionato. O si va uguale o si peggiora, perché uscire dalle coppe è anche una bella mazzata psicologica. Il Liverpool l'ha mazzata, l'ha presa. Il Liverpool l'ha mazzata, l'ha presa anche in Premier. Poi adesso si riprendono perché stiamo parlando di tutta un'altra dimensione. Ma la mazzata, quando prendi la mazzata nelle coppe, si prende. Allora è meglio vincere. È meglio starci nelle coppe e farle bene e vincere. Basta vedere il risultato che hai fatto nella Champions l'anno scorso. Grande girone, stavi perdendo punti in campionato? Mi pare proprio di no. Stavi dominando tutto il mondo calcistico. Facevi benissimo in campionato, facevi benissimo nella Champions. Poi è arrivato il DNA e noi abbiamo cominciato a festeggiare. Mi riferisco a una programmazione sportiva, struttura, organigramma societario, strutture di proprietà, espansione del brand. Lo so, bravo, ma tutto questo per raggiungere quei livelli di Atletico, di Borussia, e questi paragoni bellissimi che noi speriamo un giorno di poter fare. E devi fare tutto questo, e non si è fatto. Adesso si sta strepitando, ma dopo aver strepitato per 10 anni, lo faccio da Fragola, lo faccio a Caserta, non lo faccio ad Avellino, a Benevento, perché no? Ma un bello stadio sull'isola di Capri, e chiacchiere che non ci sono mai. Sei sempre stato in fitto, non hai mai creato niente, e adesso ti trovi nella cosa che pure il fitto, se ti aumentano il pigione, te ne devi andare o devi fare qualche altra situazione. Quando si comincia a vedere il progetto, allora io accetto anche un'annata dove sportivamente dice: purtroppo ragazzi, abbiamo dovuto destinare degli investimenti allo stadio, alla cantera e alle cose, cosa che ha fatto l'Arsenal. Non ci paragoniamo all'Arsenal, ma l'Arsenal ha detto: soffriamo per qualche anno, ma stiamo creando i presupposti per avere dei giovani fortissimi, e non vi preoccupate. Tanto è vero che l'Arsenal si mette lì, si lascia alle spalle il Chelsea, Manchester United, e se la va a lottare contro Liverpool e Manchester City, e va lì a dare fastidio. L'Arsenal, dicendo tranquillamente ai tifosi. Quindi se il Napoli mi dice: i soldi di Osimhen li investo per le strutture e le cose, io accetto l'anno in cui zoppichi, perché purtroppo la borsa non è infinita, ho preso questi soldi, faccio le strutture, devo prendermi Nathan. Però se invece mi vengono a dire tutti quanti esaltano: grandissimo marketing, grandissimo budget, hai fatto 80 milioni di utili puliti, e allora perché non hai speso qualcosina in più per un difensore un pochino più pronto? Perché non è che stai andando a sostituire Zanoli, stai andando a sostituire il miglior difensore della Serie A. Kim sta giocando malissimo col Bayern, e a me che me ne fotte, era il miglior difensore del Napoli per interventi difensivi e per costruzione da dietro. È lì che manca la conoscenza del calcio, e
pensare che una sostituzione come Kim sia facile da fare, vabbè, ci metto un giovane brasiliano, sei folle, sei follissimo, e sul follissimo ti può andare bene, dici è geniale, o ti può andare male, e però ti devi prendere le tue responsabilità se ti va male. Kim come Lozano come Elmas è sotto a scendere, perché quando poi sei andato a fare il mercato di gennaio che ci hai annunciato, col mercato di gennaio noi andiamo a recuperare il tempo perduto, frase che non significa niente, sei andato a prendere Traoré che ha scalzato Zielinski dalla Champions e non lo vediamo più perché evidentemente non ha convinto. Sei andato a prendere Dendonk che non abbiamo mai visto. Sei andato a prendere Ngong che probabilmente è un giocatore che ti ritrovi, dove però già c'avevi Politano che stava giocando benino e un Lindstrom da utilizzare che non puoi utilizzare come Raspadori, quindi sei andato a prendere uno che non era la zona in cui ti serviva uno che desse un senso ad Anghissà e non Cajuste, ti serviva uno veramente pronto a fare il lavoro che non ti fa più Zielinski, ti serviva già. Passo e chiudo. Allora, Virgilio, grazie infinite per il supporto, amici miei. Io volevo stare zitto, invece mi sto sfogando più del solito, ma siete voi che mi date modo di riflettere e di parlare a voce alta, di riflettere a voce alta. Grazie mille a Virgilio. Volevo un attimo rispondere soprattutto al viola canadese. La Conference non è una coppa da snobbare, ci porta punti nel ranking UEFA. La Roma l'anno prossimo non solo già ci ha scavalcato, ma l'anno prossimo probabilmente sarà quinta nel ranking totale della UEFA, proprio perché negli anni, anche con una coppetta come la Conference, ha guadagnato punti importanti. Non si può snobbare una roba del genere che fa comunque bacheca. Buonasera. Oltre a fare bacheca, ti recupero subito, Diego, ed è giustissimo il fatto del ranking che nessuno si è mai fregato. Signori, senza tutto questo ranking delle squadre che hanno non snobbato le coppe europee minori e quello che abbiamo fatto così, la Roma che fa quel percorso, la stessa Fiorentina che va fino in fondo, è così che noi abbiamo avuto questa cosa del bellissimo del quinto posto Italia per la nuova Champions. E ricordiamo, è la nuova Champions che ci sono più soldi, è forse più interessante, nuovo format, ci sono 2 partite in più di base se non sbaglio. Con il ranking lo fai e non sarà più così nel futuro, perché il ranking delle coppe minori non varranno per il ranking che ti porta in Champions, cambierà qualcosa a livello di regolamento, ma in generale il concetto di snobbare poi le coppe più piccoline è quello che ti fa sparire dai radar, non solo te come squadra quando poi entri nella Champions, entri nell'Europa League come fascia, diventi una squadra più temibile e vai in prima fascia se hai un buon ranking, altrimenti che sfortuna, il girone di ferro non è sfortuna, è quello che hai fatto, quindi questo è tutto. Volevo rispondere a Darion, il vaffa di Politano a Calzona, ho intravisto una cosa del genere, ma non sono sicuro che fosse a Calzona. Potrebbe essere insieme forse al quarto uomo, qualcosa del genere, perché Politano aveva subito un fallo, se non sbaglio, e si stava lamentando per quel fallo, quindi non credo che si riferisse a Calzona. Ovviamente riguarderò il tutto, come sapete, domani con l'analisi tattica, con gli screenshot, perché noi questo abbiamo, la possibilità di riguardare e di essere più precisi possibile senza fare cattiva informazione. Non lo so e non credo però, perché Politano sa che una partita non la può mai finire proprio come carriera sua, e se hanno comprato una chiedesse a De Laurenti perché hai pigliato a Ngong, ma se non era Ngong era Raspadori al posto suo, Lindstrom non gioca mai. Diego. Dici Bellini, è una cosa che secondo me il documentario ci voleva su quest'anno, che l'anno passato bene o male abbiamo capito che è stato un miracolo, ma st'anno che è successo? Io di questo voglio il documentario, di questo. E Diego, sarebbe una grandissima storia. Se tu ci pensi,
quelli che hanno fatto per la Juve, quello non fu un anno bellissimo per la Juve, poi diventò epico lo stesso perché all'ultimo secondo fu il Napoli col Verona che li mandò comunque in Champions rendendo il finale un pochino più interessante, ma non fu una bella stagione per la Juve. Idem per quanto riguarda il Tottenham con Mourinho, non fu una grandissima stagione. Sono interessanti anche quelli là, quei documentari lì. Questo qua avrà questo sapore di epicità perché hai vinto, perché vincere a Napoli e tutte le difficoltà che sappiamo così, ma lo abbiamo già vissuto con grandissimo trasporto e passione. L'unica cosa che mi interesserà è andare nei meandri dove di solito nel calcio non si va e capire qualcosina, ma sarà comunque un po' inquinato dalla presenza consapevole delle telecamere, cioè ognuno sa che ci sono le telecamere e chissà quanto poi si è al 100% poi genuini nelle reazioni, nelle cose che si fa. Poi là c'è l'adrenalina, quindi tendo a pensare che comunque si dice e si fa quello che si pensa a prescindere dalle telecamere. Ma Diego, non sappiamo se le telecamere, perché può essere pure che nella mente diciamo positivo, diciamo ottimista, può essere pure che quello ha mantenuto telecamere accese anche quest'anno nella speranza di fare un film ogni anno, perché magari ci ripetiamo, questa squadra la può allenare anche mio zio. Può essere pure che le telecamere erano accese anche quest'anno, solo che di fronte al fallimento non credo che ci faranno vedere mai nulla per anni e anni. Allora recupero tutti e scusate se sono andato un pochino lungo in qualche risposta. Giudicare Nathan in questo momento, per lo più schierato fuori ruolo, è davvero da incompetenti. Luigi, penso che ti riferisci a qualcuno, perché ho letto Nathan Serie C. Senza dare degli incompetenti a nessuno, Nathan è scarso, ok? Io mi prendo la responsabilità di quello che vi dico. Nathan è scarso. Nathan è un difensore scarso. Nathan è scarso. Oliveira è ciuccio. Mazzocchi è scarso. Caiuste è un giocatore mediocre, medio. Sono giocatori scarsi. Questi giocatori qua, inseriti in un contesto dove tutto funziona, ti possono anche andare bene. Come riserve però, servono i titolari. I titolari devono essere forti, giocatori forti di calcio. Nathan è scarso. Altrimenti hai l'occasione, Cubarsi, 17 anni, è forte, quindi non c'è una cosa che tu dici, ma quella, la situazione è quella che... Nella situazione così si possono esaltare anche dei giocatori medi, così. La Serie A è scarsa, quindi nella Serie A scarsa, contro Fazzini, contro Beresischi, Nathan va più che bene. Quindi io sono d'accordo, schierato fuori tutte le attenuanti, la situazione del Napoli va benissimo e non è una bocciatura. Dire Nathan è scarso non è una bocciatura, significa che però non può essere il punto di riferimento per la squadra che vuole difendere lo scudetto. Posso essere chiaro per una volta? Non può essere, deve essere qualcuno che o gli dà il tempo di crescere, perché il paragone con Koulibaly non mi convince. A me Koulibaly sembrava forte anche quando è venuto, poi ha dovuto limare delle cose, ma non mi convince. Poi questo clip, quando Nathan diventerà il miglior giocatore del Napoli, lo ricacciate e divento virale pure io. Nathan è scarso, ragazzi, è scarso. E se un allenatore non lo fa giocare, quell'altro non lo fa giocare, quell'altro non lo fa giocare, vuol dire che è scarso. Non ci posso credere. Non ci posso credere che si sia affidati a Nathan. Se Nathan è costato 10 milioni è perché è scarso. Dici, ma Kvara l'hai preso 10 milioni? Sì, ma ricordate tutto. Kvara ne valeva 30 l'anno prima ne valeva 30. Poi sono successe una serie di cose, il Covid, sono successe una serie di cose dove il valore è stato bravo il Napoli a saper rimanere lì e nessuno poteva investire in quel momento. Kvara ne valeva 30 prima, quindi non sempre riesci a individuare quello là che prendi da Aragosta e l'Aragosta.
presentata disdetta. Non lo so se questo è una soluzione. Io ho chiesto il silenzio stab da parte dei tifosi, cioè la non interazione. La disdetta potrebbe essere una cosa che tu dici, però la disdetta in generale viene raccolta come sono i tifosi del Napoli che non danno più soldi al sistema calcio. Li subisce il Napoli questa cosa qua o lo subisce tutto il calcio? Non lo so se questa è una soluzione che migliora la situazione del calcio Napoli, onestamente. È interessante. Lindstrom, sì, è scarso, amico mio. Sì, anche Lindstrom è scarso, è troppo leggero. C'ha lo spunto, c'ha la velocità, è scarso anche Lindstrom. Questa è la live dove io vi dico che sono tutti scarsi. Di Lorenzo è bravo quando va in avanti. In difesa Di Lorenzo è scarso. Signori, dobbiamo cominciare. È finito il momento dell'overperform. Quando overperformi, noi ti diamo tutta la tranquillità e quello che meriti, perché overperformare, anche io ero scarso a pallone, ma c'erano delle partite in cui facevo cose incredibili, ero piccolino e mi marcavo quello più alto e mi capita. Sono sempre stato scarso e scarso rimango. Poi c'è il momento in cui overperformi. Per me Mazzocchi è scarso, è un terzino della Salernitana che è costato 1 milione, è scarso. Mazzocchi è entrato bene. Quindi la prestazione, si valuta sempre la prestazione, perché all'interno di una gara o all'interno di un campionato tu puoi andare oltre quelli che sono i tuoi limiti, va tutto bene, comfort zone, una grande tattica ti limita tutti i tuoi limiti, riesci a nascondere. Mario Rui tecnicamente è fortissimo, ma è piccolo, quindi nei confronti fisici Mario Rui è scarso. Oliveira nei confronti fisici bene, però coi piedi non riesce proprio a pensare delle cose così. Poi ogni tanto farà il cross anche lui, perché sono dei giocatori professionisti. Stiamo parlando di professionismo. Io non vi dirò mai Lindstrom non può giocare nemmeno in Serie C, non vi dirò mai che quello non si fanno questi errori nemmeno in eccellenza, ma vi dico che sono scarsi, perché io sono cresciuto con il calcio, con Del Piero, con Maldini, con Thuram. Quindi quando io vedo Nathan e ho visto Thuram, Nathan è scarso, basta, è scarso, e dobbiamo secondo me cominciare ad urlarlo, senza insultarli, senza prendere, perché sono esseri umani, ragazzi messi in difficoltà, ma dobbiamo dire alla società, questi qua sono scarsi, dobbiamo cominciare a prendere quelli là un po' più forti, perché con i giocatori forti, se li metti in una situazione dove tutto funziona, vedi che puoi fare più risultati, ma altrimenti escono fuori i limiti. Poi aggiungiamoci un'altra cosa, la testa. Io quando parlo di scarso vuol dire anche che nei momenti di difficoltà magari puoi dare qualcosa in più, ma la testa non ti aiuta. Poi Lindstrom in allenamento si sta mangiando i compagni. Io secondo me se Lindstrom si mangia i compagni e dimostra che tiene una grandissima garra e può dare di più di tutti gli altri, secondo me alla fine gioca qualche minuto. Perché non gioca mai? È Calzona che non vuole, lo odia? Simeone che è trattato malissimo. Rispetto ad Osimhen è più scarso, sì. A Calzona gli chiedo perché non li fai giocare ogni tanto insieme, ma non gli chiedo a Calzona metti Simeone al posto di Osimhen titolare, sarebbe un assurdo. Cerri non segnava da 1099 giorni. Una roba incredibile. Sono tutti scarsi, si salvano 2 o 3, ma adesso non è che possiamo... lo so, questo è il problema. Prendo un allenatore serio per cambiare le carte in tavola. Osimhen per me non è scarso. Osimhen è un animale fisicamente. Osimhen è in grado da solo, è uno dei pochi giocatori che può inventarti le cose dal nulla, perché si allunga in velocità e fa delle cose che altri giocatori fisicamente non riescono a fare. Con i piedi Osimhen è scarso. ma lo diciamocele le cose, ragazzi. Osimhen con i piedi è scarso. Non è bravo con i piedi, non è che ha il lancio lungo. Oggi ha fatto un paio di aperture Osimhen che servivano gli schiaffi, però fisicamente è un animale, di testa è fortissimo, è velocissimo in allungo, riesce a fare delle cose, anche dei palleggi che tecnicamente è il Calabrone che non potrebbe volare e vola lo stesso, e va oltre perché ha la fame, perché vuole diventare il più forte al mondo, perché ha il desiderio di arrivare nel suo obiettivo, nella sua Premier League. Quindi vai un pochino oltre quelle che sono le tue possibilità e fisicamente ti imponi.
con i piedi Osimhen è scarso. È scarso? Non c'ho problema. Nel complesso è forte, certo che è forte, ma oltretutto non solo nel complesso. In questo campionato, nella Serie A, dove in difesa c'è 3 soldi, capiamoci. Perché poi andiamolo a vedere da qualche altra parte e vediamo quanti gol fa l'anno Osimhen quando va in un'altra squadra. Se poi lo mettono in un Paris Saint-Germain dove tutto funziona a meraviglia e lui deve solo fare così, allora farà gol a grappoli. Kvara no, Kvara per me è un fenomeno invece. Kvara ha dei colpi da fuori classe. Kvara non è scarso, tant'è vero che arriva più giovane della cucciolata, diventa immediatamente il giocatore, diventa immediatamente titolare e non deve crescere come Zerbin, come Gaetà, mo vediamo, eccetera, eccetera. Kvara arriva, dimostra di essere il più bravo tecnicamente di tutta la squadra, l'unico che ha il dribbling secco, l'unico che ha il tiro che sia col destro che col sinistro, e bene o male vede la porta, c'ha la fisicità per reggere dei contrasti. Kvara non è scarso. Vogliamo andare avanti? Io vi posso rispondere su tutti i giocatori, non c'è problema. Dici sempre in difesa del 3 soldi, ma ti rendi conto? Bravissimo Simone, io individuo in 3 soldi il più scarso della Serie A, Østigård, un giocatore medio che si impegna e che cerca così. Purtroppo Østigård, quando gli chiedi di impostare, palloni che volano così, di testa fortissimo, con i piedi, marcatura, non mi sembra. JJ, più pulito, con esperienza, magari vedi anche oggi JJ ha sventato un paio di ripartenze loro con calma e con la pulizia. Non gli puoi chiedere a JJ di essere il titolare di una squadra che poi non può essere, perché è a fine carriera, quindi perdi un po' di smalto, perdi un po' di velocità, perdi tutte quelle che sono delle caratteristiche che un difensore come Kim aveva e aveva ancora alla grande. Pensa, Kim non gioca nel Bayern di Monaco, ma da noi era imprescindibile. Rachmani, altro giocatore che ha funzionato nell'annata in cui ha funzionato, ha poche cose, tutte quante di un livello medio, però anche lui entra nella partita in cui si addormenta ogni tanto, dove non è preciso, dove gli saltano addosso e non riesce a saltare. Giocatore medio che va benissimo all'interno di una cosa che però, quando deve essere lui a comandare il tutto, non mi sembra che abbia funzionato. Andiamo avanti, non c'è problema. Il Napoli ha una rosa con soli 3-4 giocatori di livello sopra la media e un fuori classe. Il resto è gente normale o sotto la norma. Secondo me, vedi, Lucio, io mi sto facendo infervorare perché sono amareggiato e non ce la faccio più. E quando mi arrivano email da amici che dicono non devi giustificare i calciatori, e non sto giustificando i calciatori più, non lo facevo prima, non lo facevo anche per riconoscenza. Si devono prendere le loro responsabilità, ma io non me la sto prendendo con i giocatori, io mi sto rivolgendo alla società. Non pensate, società Calcio Napoli, che questi giocatori ritornano a fare la stagione che hanno fatto l'anno scorso. Sono successe troppe cose. Ognuno di questi giocatori ha un anno in più, ha pesantezza di un anno difficile, la pressione, tutte le cose che sono successe. Non sono sicuro che possono ritornare a quei livelli là. È più facile che mantengano i livelli di quest'anno. Quindi andiamo di fronte, se non ne cambi tanti, vai di fronte a un altro anno dove o prendi l'allenatore che indovina tutto e prendi il direttore sportivo che indovina tutti gli acquisti, oppure sarà un'altalena continua, sarà un'altalenanza continua. Non fai il percorso netto. È l'unica cosa che il Napoli può fare se vuole andare in Champions League, è lottare per lo scudetto, perché quando tu lotti per lo scudetto vai in Champions League. Questa è la storia del Napoli di De Laurentiis. Quando lotti per la Champions non ci vai. E poi parliamo di Napoli-Verona. Quando lotti per la Champions non ci vai. Quando lotti per lo scudetto in Champions ci vai. Quando ti metti davanti a tutti e accumuli vantaggio e gli altri arrancano e tu non sbagli niente, vinci lo scudetto. Allora, 70% italiano e 30 Pioli. ADL prende conto solo se ammettesse di aver sbagliato il suo modo di risparmiare e fare mercato. Ed è difficile che questo possa succedere.
Non escluderei, Simone, che ci sia 60 italiano, 30 Pioli e poi un 10 nome nuovo, nuovi nomi che non si sono mai fatti tra Mancini, quell'altro Possanzini, Pecchia, Fario, tutti i nomi che si sono fatti, perché li hanno fatti tutti, Montella, tutti i nomi possibili e immaginabili. Teniamoci un 10% di nomi a sorpresa, perché ricordiamo che l'anno scorso facevamo le analisi su Galtier e poi uscì Rudy Garcia dal cilindro a sorpresa. Di Contini se ne parla un gran bene. Zielo, Lobo, Kvara sono i più tecnici, il resto medio buoni giocatori. Sono d'accordo. Zielinski è un altro di quella cosa. Zielinski non lo posso chiamare scarso. Zielinski tocca il pallone come pochi in Serie A, solo che lì entra in gioco tutta un'altra cosa a livello mentale. Zielinski è il leader che si prende la squadra. Zielinski va vicino a quello. Oh dai, mai visto fare. Non è proprio quel tipo di giocatore là. Zielinski devi dare la palla. Quando tutto funziona a meraviglia, Zielinski diventa il più meraviglioso di quello che funziona nella meraviglia generale. Ma non è uno che si prende la squadra sulle spalle e con una sua giocata ti inventa la cosa e risolve la partita. Non lo è quasi mai stato. È bellissimo da vedere nel contesto che... Io vi dico che in questa partita qua Zielinski ha giocato un po' meglio di Anghissà e meglio di Lobotka. Lobotka anche lui incontestabile, ma oggi ha sbagliato 81 passaggi, ne ha completati 73. Quindi ne ha sbagliati 9, sono pochi, però sono più vistosi, proprio perché Lobotka ci ha abituato a delle prestazioni incredibili nel marasma generale, e 9 palloni sbagliati da Lobotka sono indicativi. Anche oggi lui non va oltre il 5 per me, e poi si può andare anche con voti un po' più bassi. Signori, i like. Osimhen tecnicamente imbarazzante, tutto ciò che gli riesce grazie al suo fisico e alla sua velocità, ma è vergognoso che non riesca a piazzare un pallone da fuori area o un gol più articolato. L'anno scorso li ha fatti questi gol, ha fatto il gol contro la Roma, ha fatto il gol dove in palleggio era capace anche di fare quelle cose. Poi tecnicamente io ti do ragione, purtroppo lo abbiamo visto anche sui campetti, non è un boller, sai che ha la tecnica di base normale, capace di fare palleggi, di tenere la palla attaccata al piede, e di fisico, quando gli riesce l'estensione, il gesto tecnico, gli riescono anche grandi cose, però è così. Mi limiterei a prendere un difensore centrale, un centrocampista e sostituto di Osimhen, 3 giocatori, basta che siano buoni per davvero. E mi parli, Gazzella, praticamente della struttura, no? Dell'asse portante di una squadra. Si è sempre detto il difensore, il centrocampista e l'attaccante è quello su cui si fonda tutto. Difensore va preso forte, che sia anche leader, insomma, che si possa portare appresso tutti gli altri, sono d'accordissimo. Centrocampista, se tieni Lobotka gliene devi dare uno a fianco che possa dare un po' di pepe ad Anghissà, se resta Anghissà e se resta Lobotka, altrimenti ti serve uno completo che sappia fare tutto, e la punta, hai ragione. Tutto intorno però anche devono cambiare le cose, perché o cominciamo a vedere Lindstrom e partendo da zero lo cominciamo a far rientrare, perché un'altra cosa, ragazzi, i giocatori scarsi, non scarsi, eccetera eccetera, se sono chiamati in causa all'improvviso e non hanno il ritmo partita, non sono mai entrati e si gioca sempre sugli stessi, così poi entrano ed è difficile che stanno al passo con i compagni. Questo è il discorso Mazzarri, Sarri, Calzona. Su questo se ne può discutere, ma mi piace di più Italiano. A me piacciono i titolari, avere un 11 di cui ti fidi, ma ogni tanto, senza scombussolare la squadra, ma ogni tanto fai fare mezza parte, un tempo a quelli là, anche che non ti fidi, te lo devi prendere il rischio, perché li devi mettere a livello degli altri e gli devi far vedere il campo. Se Nathan non gioca mai, scarso o forte, può andare in difficoltà, ti metti nei confronti di un giocatore che lo puoi mettere in difficoltà. Se Simeone non gioca mai, entra e ti deve segnare per forza, non può essere solamente colpa sua. Lindstrom può mai fare la differenza se gli fai giocare mezzo minuto nei finali dove sono tutti in affanno e i passaggi no. Un paio di partite da titolare Lindstrom nella sua zona preferita le devo vedere per poterlo giudicare definitivamente.
Ripeto, per quelli che fanno i clip e mi fanno diventare virale, perché ho deciso che devo diventare virale, scarsissimi, ma metteteli anche in condizione di essere giudicati. Io a Lindstrom un altro anno lo aspetto, come i tifosi del Milan dovevano aspettare un anno Leao, che non ebbe un grande impatto. A Kvara non c'è stato bisogno, ha avuto subito l'impatto. Nathan un altro anno lo aspetto, ma da riserva, non da titolare. Quella Mazzocchi, il vice di Lorenzo, non gioca gioca quando muoiono tutti o quando falliscono tutti, quindi non hai comprato nessuno, non è colpa sua, e a scendere con tutti gli altri. Traoré non vede più il campo, aveva fatto intravedere anche delle cose medie, non esaltanti, perché se fossero state esaltanti probabilmente Zielinski si sedeva e la sua avventura finiva senza poterlo manco salutare. Evidentemente anche lui un po' piccino, un po'... Quando sei piccino, o sei Foden, piccino, ma tiene talmente tanta tecnica, talmente tanta personalità, il modo in cui tira, che è piccolino, ma gioca, se la gioca tranquillamente, fa sedere compagni più grossi, perché... Allora, se tu sei Foden, piccolino e buono, un posto tra gli 11 lo trovi. Se sei Traoré, è capace che alcuni allenatori, non tutti, alcuni allenatori preferiscono qualcuno che ha un pochino più di struttura fisica. Come abbiamo aspettato un anno e meno, sì, ma Lobotka però io sono preciso, ho rivisto i miei stessi video per essere preciso con la memoria. Lobotka piacque subito, poi Demme stava facendo benissimo, ma io ricordo bene, ci sono le testimonianze, i video. Lobotka quando sai di attaccare sempre tu, e Demme quando vieni anche attaccato, perché avevamo la convinzione, come ce lo stavano facendo vedere, che Demme facesse più fase difensiva rispetto a Lobotka, che ci fece vedere un po' più di lanci più lunghi. Poi abbiamo scoperto che Lobotka fa anche quell'altro lavoro là. Abbiamo scoperto che non giocava perché aveva dei problemi personali anche importanti e perché Demme stava performando. Ma a me piacque subito Lobotka, non è che non mi piaceva e poi l'abbiamo scoperto. Quindi ci sono dei giocatori che, esseri umani, che devi capire, devi comprendere, devi... ma dall'interno non ve lo posso dire io se Nathan effettivamente c'ha il problema della lingua e quindi non riesce, perché può essere pure che Kim c'ha il problema della lingua, con l'italiano si è trovato e con il tedesco non si trova. Idem può essere Elmas, che dice ma Elmas non gioca, e mica è facile per tutti, sempre, in tutte le occasioni. C'è gente che si adatta subito, c'è gente che trova uno che lo introduce, lo aiuta meglio, e può essere anche che una cosa del genere che non ha funzionato. Sono tantissime le variabili. Sapete chi lo deve sapere tutto questo? Il Napoli, i dirigenti, quelli là che vanno nei meandri, che sono conosciuti o meno, ma che sanno, intravedono, dice dobbiamo affiancare un tutor a questo qua perché vedo che ancora non... Oppure all'interno dello spogliatoio c'è il capitano, ma ci sono anche gli altri leader che poi vanno a parlare con un direttore sportivo e dice guarda, questo ragazzo sì, ha grandi potenzialità, però tutte queste cose qua non ci è dato saperle, e oltretutto le vieni a scoprire dopo, a giochi fatti, se si poteva intervenire da qualche parte. 8 palloni, non 9. Di che si parla? Non lo so, aggiornatemi. Ricordiamoci Mertens che si portava in giro. Bocca mia. Allora, ecco, questo mi interessava. Calzone ha detto che siamo prevedibili in attacco, è vero. Secondo me la base è buona, ma bisogna giocare di prima e velocizzare, oppure dare palla sulla corsa. Ci manca il coraggio. Sono d'accordo, Giovanni. Questo calcio qua, il 4-3 diventa spesso prevedibile, e lo dissi anche del 4-3 di Spalletti, del precampionato dello scudetto, e anche del precampionato dell'anno precedente. Il 4-3 è molto prevedibile, è proprio, o forse perché è uno degli schemi che ho visto di più, e quindi già so, quando guardo la partita, quando guardo il Napoli, dove finirà il pallone. Sono tutti passaggi letti. Se li fai a 1000 all'ora, con i movimenti senza palla,
del famoso terzo uomo, cioè tu quando stai dando il pallone a Politano si è già mosso Di Lorenzo, si è già mosso Anghissà, oppure si sono già mossi sul lato debole. Se fai tutti questi automatismi a 1000 all'ora, i giocatori possono anche prevederlo, ma non ti beccano. Se sei un pochino più lento, con meno garra, con meno foga, con meno dettami anche, perché non so quanti dettami abbia potuto dare Calzoni, e se non li alleni non ti puoi ricordare, con Spalletti facevamo così, ti può capitare una volta ogni tanto, diventi prevedibilissimo, e purtroppo ti controlla, è proprio uno secondo me degli schemi più facili, ripeto, forse perché l'ho visto fino all'esaurimento, ma lo trovo, sappiamo già dove finisce il pallone e sappiamo già, vabbè, mo fa la sovrapposizione, mo arriva il cross in mezzo, ci stanno 40 difensori su Osimhen e non succede niente. Se non sei veloce, pochissima roba. È vero, Guido? Ah, Spawn. Spick e span. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso posso? Sì, poi no, che mi ero scordato di mettere, tenevo la cosa del brand, ma non fa niente. Vorrei salutare gli operatori sociosanitari. Ok. Ok. E in via del tutto eccezionale, solo col tuo permesso, vorrei salutare il professor Luciano Canfora. No, sono molto divertito oggi. Ti sei divertito? Sì, perché ho sentito mio fratello, questa cosa mi diverte, io spero sempre che mio fratello abbia una carriera superiore alla mia, cosa che già... Perché è strana la vita, una persona che ha seguito il calcio fin da piccolo, però ha scelto di non scrivere, tranne per un periodo romantico, è una persona che detesta il calcio ed è costretta a scrivere. Mi ha detto che deve scrivere una cosa, ovviamente non a livello tattico, tecnico, perché non sarebbe capace, ma a livello giuridico, e questa cosa mi fa sempre sorridere, no? Perché vedi com'è strano il destino. Lui, tra l'altro su un tema molto sensibile, che poi, quindi... No, poi sono molto divertito perché io non devo essere particolarmente onesto intellettualmente, anche perché non lo ripeto ogni 5 minuti, quindi se non lo dico non lo sono. Quindi ho provato a sentire tra il fine e il primo tempo un po' di persone oneste intellettualmente, perché così capisco qualcosa meglio del calcio. E vedevo che, a parte indegni, toglietevi lo scudetto, quello non è bravo manco in Serie C e tutte queste cose illuminanti, credo che in testa alla classifica c'era l'analisi illuminante, a parte i pali della luce, queste cose qua, che speriamo che il campionato finisca il più presto possibile. È una cosa molto interessante perché sta diventando, diciamo, il nuovo luogo comune e questa cosa mi faceva divertire. So che vi incacchierete per questa cosa qui, no? Perché che dovrei mettermi a fare l'elenco di 100 cose che, insomma, avevo detto con 1 anno e mezzo di anticipo e 120.000 cose che vi hanno detto e sono state tutte sbagliate. Bari ha pareggiato, ragazzi, insomma, i Iachini ha messo le cose a posto, ha detto vediamo, Iachini lo porterà in B, poi è stato anche esonerato, ho detto ma Guido non ce ne frega perché ci interessa il Napoli, la proprietà è unica. Cioè la Juve ha fatto poi l'aumento di capitale che io vi avevo detto, nonostante tutti no, non è vero, o i discorsi non c'è una lira, 200 milioni di aumento di capitale, quindi potrà fare un mercato senza toccare la rosa in particolare. L'Inter ha i debiti in tribunale, comunque poi c'è un fondo che si accollerà ai debiti di Zang. Andiamo avanti per frasi fatte, luoghi comuni. Adesso la frase fatta è che il campionato finisca il più presto possibile. Non vedo l'ora che il campionato, che è una frase che non significa nulla di nuovo. È chiaro che è la voglia di chiudere il libro, no? Io voglio fare invece un'analisi nuova, Valerio. Quando tu chiudi il libro, però poi lo riapri l'anno prossimo ed è lo stesso libro, non cambia niente. Questo è la voglia, cioè la voglia di chiudere, io la capisco da parte dei tifosi, ma l'importante è la voglia di cambiare, cioè di non rifare poi lo stesso percorso che hai fatto. Allora, parto da una promessa, perché quello che vi sto dicendo, sto per dire, non vi piacerà. Premesso che io sono un autentico liberale rispettoso, talmente liberale che accetto qualunque forma di contraddittorio, anche la più stupida e volgare, no?
e quindi sono totalmente liberale per qualunque forma di spiritualità o religiosità, che sono due cose non necessariamente sovrapponibili, però non lo sono io. Però ammettiamo che ci sia un'entità celeste che tutto vede, detto, e non cominciamo a parlare di sfortuna, di malaugurio, di gufi, eccetera, perché io almeno questo non posso credere che se c'è un'entità così illuminata, aver creato tutte le cose visibili e invisibili, si preoccupa se Guido Gentile dice una cosa e porterà sfortuna o meno, cioè alla partita. Trovo veramente l'idiozia dell'essere umano che è capace di risolvere equazioni difficilissime. Cioè, pensate i matematici che mentono, i calcoli dei matematici della NASA, qualcosa non è che tutti sono capaci di fare. Quindi perché questa premessa? Perché ci aspettano tempi durissimi. Io vedo sempre un campionato e mezzo avanti, e ve l'ho detto, stoppare questo campionato non è la stessa cosa come abbiamo toppato altri campionati. I De Laurentiis sono mai sbagliati, non ecco, perché ci troviamo a uno di quei famosi anni di bivio, come quando il Napoli perse Maradona. Napoli incominciò ad andare male negli anni dove furono introdotti i diritti televisivi e la Coppa Campioni divenne più allargata, e la forbice tra ricchi e poveri si allargò, ed erano gli anni sbagliati per rimanere indietro. Ecco, questi sono anni sbagliati per rimanere indietro. Non possiamo paragonare quest'anno, non c'entra niente lo scudetto a stagioni precedenti, perché è un anno di svolta. Quindi perché vi dico questo? Perché secondo me si sta facendo un'analisi sbagliatissima, giocatori indegni, e quindi questa credere, ma non perché sono un buonista, Conte, Salvatore della Patria, eccetera. Io ragionerei più su un discorso, quello di... Ci sei? Sì, Vale. sì. Attori incapaci di recitare un certo ruolo. E ti faccio un esempio. Quante volte noi abbiamo sentito, quando il Napoli era lì per vincere lo scudetto, ti ricordi quel famoso Napoli-Udinese 1-2, c'era Mazzarri, no? Signor Hiller, no? Da allora in poi, no? La cazzimma, non hanno gli attributi, Hamsing, le partite decisive le sbaglia, ci servono i top player, eccetera. Noi abbiamo sentito queste altre stupidaggini, sempre indirizzate verso una direzione, come la freccia fosse unifica, mai nell'altra direzione. Cioè sempre indirizzate all'alta classifica. In realtà nella storia dello sport, e noi ci riguardiamo il calcio e ci concentriamo sulla Serie A, altrimenti lo allargheremmo troppo. Pensa alle due recenti, no, degli anni 90 e 2000 retrocessioni della Fiorentina. Io me ne ricordavo la formazione, però sono andato a riprenderla. L'ultima Fiorentina che retrocesse aveva Di Livio capitano, quello della Juve, aveva Dani Torricelli, quello che ha vinto la Coppa Campioni con la Juve nell'Ajax, Enrico Chiesa, Taddei. La Fiorentina che retrocesse, quella precedente, retrocesse con Omar, Gabriel, Battistuta. Non puoi dire che questi giocatori non erano forti, addirittura qualcuno ha vinto la Coppa Campioni, ma devi essere adatto a recitare un ruolo, per fare una metafora attinente al mio lavoro. E questa squadra, in questo campionato, tutti gli errori che abbiamo già detto, eccetera, e perciò lo dobbiamo legare ai prossimi, non è adatta a recitare il ruolo che è stata chiamata a recitare. È molto pericoloso quando tu prendi un giocatore che è abituato a fare un certo tipo di discorso e casomai gli mancano quei 2 metri per arrivare al chilometro finale a vincere lo scudetto, ma stai sicuro che gli manca moltissimo per lottare nel pantano. Capita anche a formazioni che teoricamente potrebbero lottare per zone nobili della classifica, trovarsi all'inizio del campionato situazioni non confortevoli e addirittura retrocedono. Ecco, noi abbiamo chiamato questi ragazzi a recitare un ruolo negativo, in questo caso, non andando verso l'altro, la cazzimma, che non sanno recitare. L'errore che potremmo fare e che stiamo facendo, seguendo tutti coloro che ne hanno sbagliate tutte, ma sono onesti intellettualmente, questa è la cosa importante, è che c'è il Conte Salvatore della Patria, rivoluzioniamo, quello non è buono, quello è buono. Noi, la rosa del Napoli dovrà essere una rosa, infatti a me non interessa il nome specifico, interessa la mentalità.
che è capace di recitare un ruolo non so che ti devo dire, dal 6° all'8° posto. Annata negativa è scesa al 9°. Gli chiesto qualcosa di più di che nelle sue corde arriva al 5°, ma che deve essere capace, che è mentalizzata, che ha le capacità per recitare il ruolo 6° 8° posto. Noi stiamo chiamando questi ragazzi, io ve lo dissi, altri sono onesti intellettualmente, io faccio calcoli, ho detto ho timore che questa squadra non raggiungerà i 62 punti e sono pochissimi, perché ci saranno grossi problemi l'anno prossimo se parti da meno 60 punti, sei più vicino alla zona di retrocessione, non retrocediamo l'anno prossimo, già ve lo posso, che è la zona alta, ma è più difficile passare dai 79 ai 90 che non dai 60 ai 45. Cioè, attenzione, noi non raggiungeremo i 62 punti, poi non vi voglio raccontare tutti i segreti con i quali io faccio calcoli che non sono mai buttati a caso e sono esatti, ma hai detto è peccato, ma non li raggiungeremo tutti, no, ma sei là, il 5° ho detto no, questo è l'atteggiamento sbagliato di chi è onesto intellettualmente, perché noi abbassiamo di volta in volta il nostro obiettivo e di volta in volta che la partita è scadente e perdiamo punti, l'obiettivo si abbassa. E questo è successo in questa stagione, perché noi abbiamo una rosa che in realtà non ha tutti questi difetti, Valerio, ma che sta recitando un ruolo che non è capace di recitare. E se noi costruiamo una rosa di giocatori chiamati a recitare qualcosa che non sanno fare, Conte, Guardiola, Klopp, Dio, eccetera, sono cavoli amari, soprattutto se overpaghiamo questi calciatori, perché adesso noi ci troviamo una rosa con giocatori che non possono andare da nessuna parte. Dove può andare? Questa è una cosa che dice, chi se li prende e dove... Cioè Di Lorenzo può andare alla Juve, all'Inter, al Milan, a quell'età, ma con quei soldi prendono giocatori molto più forti, e può andare a una squadra inferiore del Napoli, ma dovrebbero svenarsi, potrebbero prendere giusto il Zola che torna dal Chelsea all'epoca al Cagliari, cioè la grande stella legata al suo territorio, ma se tu ti devi svenare non prendi un Di Lorenzo, un Mario Rui, una Fiorentina, un Genova, un Torino, senza andare più basso, no? un Verona. La situazione è dire cacciamo tutti, la situazione è delicata ed è successo tutte le cose che ci siamo detti che si sono accumulati, e tutte quei difetti, quelle problematiche hanno portato questi giocatori a dover recitare, cioè giocare un campionato, adesso torniamo invece, tolte le metafore, che non sanno giocare. Io non toglierei i dubbi sul fatto cose strane, non si impegnano, calcio in chiesa, no, semplicemente è già successo, potete andarvi a vedere nella storia della Serie A, è già successo, è chiaro, questo è un tonfo grosso, perché da un punto di vista storico-statistico chiaramente rimarrà una macchia indelebile, no? Una squadra che vince lo scudetto che forse arriva ottava, speriamo che non arrivi nona, perché ovviamente ma anche se fosse arrivata seconda e quest'anno avesse fatto questo campionato, chiaro, vince lo scudetto, rimane in senso positivo nell'almanacco, comunque non cancellava la problematica che tu eri chiamato a fare un campionato di media classifica inutile che non sai fare, semplicemente non sai fare, non sai interpretare, perché non hai le tue corde. Io devo capire, perché io ho avuto uno sfogo a inizio live e ho parlato di tutti i limiti dei giocatori dicendo quello è scarso, quello è scarso, quello è scarso, e resto convinto di limiti per alcuni tecnici, per alcuni fisici, di giocatori che non ne escono da soli da questa situazione, non ne possono uscire da soli. Però è chiaro che si chiede, il tifoso dice, ma allora l'anno scorso Di Lorenzo era forte, quest'anno è scarso. È all'interno di quello che chiedi, praticamente tu stai dicendo, cioè fare un campionato di vertice significa andare a 1000 a tutto il tempo, quindi senza pause, è lì che celi i tuoi limiti e riesci ad andare oltre le tue possibilità. Non riesci a fare invece un campionato di via di mezzo. Sì, Valerio, guarda che la mentalità nello sport, altrimenti è tutto, altrimenti sarebbe facile, siccome lo sport è praticato da tante persone, no? E il calcio per ovvie ragioni
poi potrei sbagliarmi a dire un dato non vero, comunque non voglio dire che è lo sport più praticato, però è uno sport praticato da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Considerate che sono 500 giocatori che giocano in Serie A, quindi è una forbice ampissima, cioè saranno, non so, 1 milione, 2, 3 milioni quelli che giocano a pallone, anche di più probabilmente, ne arrivano 500, e tra l'altro non tutti italiani, no? Se fosse così facile come guidare la macchina, che è molto meccanico, e invece ci vogliono doti non solo tecniche e fisiche, ma caratteriali, e arrivati a un certo livello, altrimenti Paris Saint-Germain Barcellona è facile, perché la vince il Paris Saint-Germain quest'anno, il Barcellona, e perché il Barcellona è un campione come il suo allenatore, hanno incominciato a fare i pianti che tu ti aspettavi da Mazzarri, perché la psicologia non è tutto, però è una componente fondamentale nello sport, soprattutto nello sport ad altissimi livelli. Ti ho detto, secondo me, la mia attenzione, io non sono onesto intellettualmente e me ne scuso, tra l'altro chiedo sempre a Valerio di non chiamarmi, è un'ipotesi, un'analisi, citando episodi del passato che sono già successi, non ho nessuna presunzione, ho detto ragazzi è così, è assolutamente così, non state a sentire là. Però è un'analisi che mi preoccupa, perché poi io guardo il futuro, e se si imposta la stagione, soprattutto se il presidente dà retta a determinati personaggi e imposta la prossima stagione in un certo modo, allora io sono molto preoccupato, perché qua non si tratta di azzerare, di rivoluzionare, di mandare a casa, ma non si può fare, nonostante qua si tratta è di avere idee chiare di quello che si vuole fare, e poi tra quello che si vuole fare c'è anche gli avversari che te lo devono permettere, come oggi, no? Se ne vinci tutte, uno le vince tutte, l'Empoli non scende il campo. Nello sport c'è un avversario che tra l'altro può anche fare una partita una volta totalmente inaspettata, no? Una squadra e poi dici ma perché solo con noi? Quindi il momento è delicato, però non era, per quanto mi riguarda, inaspettato. Tanti segnali vi erano stati detti qui nel canale, mi rendo conto che uno rischia di rendersi antipatico, devo dire che non ho letto molti, diciamo, commenti a riguardo, però la speranza di chi vuole bene alle persone, chiaramente qua non è un rapporto diretto con i giocatori, con la società, è quello di dire le cose come stanno quando tu hai la possibilità di aiutare, di incidere. A me il dopo interessa molto poco, ma se no, tu prima che ci sia il famoso punto di non ritorno devi metterti fino a adesso. Il punto di ritorno è stato bello che è passato. Voi veramente pensavate che ne vincevamo tutte? Ieri mi sono Guido, ma c'è sempre lo scavare, è quello che si parte dal messaggio che mi arriva, dice l'anno prossimo peggio di così non si può fare. Ma chi te l'ha detto? Esatto, l'abbiamo detto anche ieri, ci sono ancora una decina di posizioni che si possono scalare in avanti e all'indietro, perché è abbastanza recente. Non sottovalutare un aspetto, che è una delle cose che ci siamo scambiati dall'inizio e a te piacque quando ci conoscevamo poco, no? E dissi Valerio, guarda che nel calcio ci sono le tradizioni favorevoli, le tradizioni sfavorevoli. È una cosa che mi insegnò il mio papà, e incominciai a vedere quando ero piccolino, il Napoli che aveva questa tradizione sfavorevole con la Roma, mi ricordo quell'1-1 con la Roma di Maradona, anche il periodo di De Laurentiis, con quel 2-2 Hamsik, adesso noi abbiamo una tradizione fortemente sfavorevole. Dice, ma non è uno stadio particolarmente grande, non ha queste curve calde, non è l'Empoli, eccetera. 5 sconfitte, 4 pareggi, 2 sole vittorie. Significa che la prossima volta che gioco, quest'anno 0 punti, come il primo anno di Spalletti. Attenzione, che significa che quando tu andrai a giocare all'Empoli la prossima volta avrai sulle spalle, no, il 2-3 che hanno i 3-2 recuperati in 8 minuti, queste cose pesano nello sport, pesano, quindi puoi avere vinto 10 volte con una squadra e capiterà che perdi finalmente questa. Però intanto avere le tradizioni favorevoli nello sport, perché sport non è statistica, non è le vinciamo tutte, 10 finali che piacciono a chi è onesto intellettualmente. Le tradizioni nello sport, e quella cosa, fidatevi, peserà. Cioè la prossima volta che giocherai a Empoli
chiaramente parti dallo 0-0, ma parti da uno 0-0 con una psicologia molto pesante. Qualunque squadra tu avrai, non è 5 sconfitte, 4 pareggi e 2 vittorie. L'Empoli, chi ve lo do? Se tu non lo vedessi, se una persona non leggesse, io vi dicessi questo, tu diresti forse un Torino, forse no, è l'Empoli. Oggi il telecronista di Paramount Plus, Patrick Hendrick, ha detto se arriva il marziano, ha proprio detto se arriva il marziano adesso e guarda questa partita, dice è la squadra in azzurro che ha vinto il campionato l'anno scorso, non la squadra in nero. Quindi ci hanno dimostrato proprio sui fatti. Vabbè, parlando troppo, cominciamo a interagire con le persone. Sì, volevo rispondere a Massimo, che penso si sia collegato un po' dopo l'inizio della live. Cosa avresti detto se questa partita l'avesse persa Mazzarri? Perché a me sembra che Calzona stia gestendo malissimo i cambi, la lettura della partita e la gestione della rosa. Sono d'accordissimo e l'ho detto, cioè a me purtroppo questa cosa non si può dire, perché non sarò mai ideologico, non ho rapporti con Calzona, non ho potuto manco affezionarmi al Calzona uomo perché non me lo fanno sentire, quindi io non riesco nemmeno ad affezionarmi e dici io ci tengo e lo voglio difendere. Mazzarri malissimo, Calzona male anche lui. Non c'ho niente da difendere, non mi pare possibile che Simeone possa entrare all'89esimo, non mi pare possibile che non ci faccia vedere anche per sfizio qualcuno dei nuovi, visto che i giocatori che sono oramai esausti da tutto il periodo più di tanto non ti possono dare. Mi dai non riabilito Mazzarri, però aspetta. No, un secondo, vengo subito. Ok. Devo fargli un regalo. Figli ammazzati. Come le critiche a Mazzarri non riabilitavano Garcia, le critiche a Calzona non riabilitano Mazzarri. Questo che sia importante, proprio perché, e ve l'ho detto e te lo ripeto visto che non c'eri evidentemente, la paura è quella, era talmente il nulla quello da cui venivamo che Calzona ci poteva sembrare un grandissimo allenatore. Calzona sta dimostrando tutti i suoi limiti partita dopo partita che deve avere, perché altrimenti non stava la Slovacchia, sarebbe stato un altro allenatore appetibile. Se viene a prendere il Napoli come terzo allenatore nella cosa disastrata ed è sempre stato un secondo, un motivo ci sarà. Quindi a me proprio questa cosa non mi si può proprio dire. E volevo ringraziare anche mamma che ansia, che mi ero perso questa qua. Come fa una squadra che ha in bacheca una sola Coppa Europea a snobbare la Conference? Facciamo un bagno di umiltà e sono d'accordo al 100%, ma al di là puoi averne anche quelle che vuoi di coppe. Se sei impegnato in una Coppa la devi onorare al massimo possibile. Non riesci a vederti. Aspetta, rimetti. Ora ti spiego, no? Te li faccio vedere tutti. C'è stato un che è successo? È caduto la lei? No, non sono caduto, stavo mettendo per la... No. Aspetta. Non si leggono per dire. Sì, si legge l'autografo. Sì, ma tu non sai di chi sono. No, non si vede. Steffi Graf, la Sabatini. Allora, c'è stato un periodo, io ho preso una cappa di fessa, no? Ero amico di un direttore di un torneo del tennis che era molto amico di mio papà e mi vedevo tutte queste partite e mi faceva giocare, allenare con queste, così amichevolmente. E io le vedevo giocare e tu vedevi delle ragazze che non nominerò per galanteria, che erano tremende, Valerio. Ma in allenamento erano tremende, cioè non passava una zanzara, poi in partita si scioglievano. Poi la Graf era tremenda anche in partita ed è diventato numero 1 come l'è diventata Monica Seles anni dopo. Prima poi ci fu un pazzo che la accoltellò e si ritirò per alcuni anni, eccetera. Nello sport, perché ti sto dicendo questo? Quindi io ho visto a volte, pure se non sono uno che va in TV, eccetera, lo sport, mi sono allenato con qualche giocatore dell'NBA, cioè, il contatto diretto, ho chiacchierato con loro, ho fatto una partita alle 3 di notte con Beppe Bergomi a calcetto su una nave. E che cosa mi ha raccontato, signore Beppe Bergomi? Lui non se lo ricorderà, io sì, la prossima volta vi farò vedere le foto. Che ovviamente le persone adesso ce l'hanno con uno, quelle scarso, i cambi, no? Non entrano nel meccanismo che questa squadra non è capace di fare questo tipo di campionato. Probabilmente non se l'allena neanche tanto male. Lo stesso Mertens, Mertens tutto possiamo dire tranne che un ruffiano,
C'è uno che tra l'altro è andato in TV arrabbiato perché abbiamo buttato uno scudetto senza giri di parole, prendendosi gli insulti di chi è onesto intellettualmente, eccetera. Probabilmente li ha visti bene e anche tu ci avevi creduto, ma non perché sei un allocco o sei in cattiva fede, ma una cosa è l'allenamento, una cosa è la partita. La cosa grandiosa, che non è che Maradona faceva cose grandiose in allenamento, e tutti ti possono dire, quelli che ci hanno giocato, si allenavano, quelli che lo guardavano, i compagni, che in allenamento si divertiva anche per scommesse, di fare cose assurde. Ma lui poi la nazione con la Juve, sotto il dio di acqua, con i palloni veramente l'ha messa dentro, quindi questo è il punto. E lì non è che non hai la pressione, il punto è che è sport professionistico, ragazzi. Quindi qualunque allenatore starà facendo i suoi errori, ma qua vi state soffermando il cambio, doveva giocare Nathan, Juan Jesus non è buono, lo devi togliere perché è ammonito, non si è preso nessuna ammonizione, secondo tempo non ha fatto nessuna sbavatura, anche l'unica azione in contropiede poi l'ha fermata. No, Guido, io mi trovo che Juan Jesus sarà ammonito, non Nathan. Sì, ma infatti hanno detto dei colleghi Nathan, invece è stato ammonito Juan Jesus, che doveva essere sostituito nei commenti che ho sentito prima, secondo tempo, nei commenti ha preso l'ammonizione. Okay. Ma noi sappiamo che è un giocatore spesso che non si fa buttare fuori e non si è fatto buttare fuori. No, è stato invece... Juan Jesus è stato più pulito nel secondo tempo che nel primo. Nel secondo tempo, e queste cose non si valutano, però la gente è un giocatore di Serie C, manco il patente, eccetera, eccetera. Purtroppo siamo in una condizione, io ho visto, poi la voglio rivedere con attenzione, Calzona veramente avvilito umanamente e probabilmente può aver fatto tutti i errori di questo mondo, però alcune cose non si troverà nemmeno lui, no? Come non ti trovi con i conti, perché non avrà visto il disastro in allenamento, ma in partita ha visto il disastro. Il primo tempo disastroso, confuso, confusionario, impaurito, spuntato, inutile, cioè, tutto il male possibile, che non è da questa squadra. Non puoi dire che questa squadra, comunque c'è Zelinski, Osimhen, Kvara, inutile che li elenchiamo, cioè, però non funziona così lo sport professionistico. E il Paris Saint-Germain lo è stato in questi anni un esempio. Non basta comprare le figurine e dire cavolo, mi sono preso questo per miglior centrale difensivo e questo addirittura Neymar, eccetera, e non l'ha vinta. Lo sport professionistico è qualcosa di serio. Però vinceva il suo campionato, cioè quel livello poi tecnico ti permette magari di perdere con gente che è più organizzata. Per una volta non faccio il signore, no? La Gazzetta io me l'aspettavo, criticate tanto la Serie A perché devono portare avanti le due squadre e la Premier avete visto, eccetera. Il Times scrive un articolo dove non critica le squadre inglesi, la Premier, volete la Premier a questi livelli, e sono anche andati a chiederlo a Klopp e lui ha ribadito questo, cioè volete la Premier, volete la FA Cup seria, che le squadre si impegnano, anche quelle di Serie C, volete che se si pareggia la partita non si va ai supplementari, si fa la ripetizione della partita. La gente sa quante ripetizioni di coppe di Lega hanno fatto le squadre? Lo sapete? Siete andati a vedere questi dati o stracciamo i patentini a cacchio? E quei giocatori non sono robot. Allora Klopp ha detto, se voi volete, e a noi ci piace uno sport così intenso, così veloce, con così tante partite, e non puoi sbagliare nessuna partita perché perdi anche con la squadra di Serie C inglese perché danno l'anima, beh, da qualche parte sta coperta la devi tirare, no? E noi l'abbiamo tirata nelle coppe europee. A lui ha girato le scatole uscire con l'Atalanta, l'ha detto, noi siamo usciti con la sesta in Italia, non è un motivo di vanto. Ha riconosciuto l'onore delle armi, ha detto hanno vinto meritatamente, nessuna scusa, nessun arbitro, ma gli girano le scatole perché non solo è un grande allenatore, un grande sportivo, ma è un allenatore vincente. Però la coperta è quella. Se tu vuoi quel tipo di campionato, di quel tipo di coppe, addirittura non ne rinunci, si parlava di rinunciarle a una delle due, delle stagioni non vincerai la Champions, no? Detto, però ovviamente è un'opinione, l'opinione del Times rispetto alla Gazzetta dello Sport. Dite, chi ha ragione non so dirvi, io propendo più dall'altra, per chi ovviamente avendo 60 e passa partite in stagione, a meno che non si drogano tutti, e pare di no, qualcosa dovrà cedere. Anzi, mi fa anche piacere perché è il bello dello sport che qualcosa cedono, perché altrimenti diventa tutto
automatico, l'intelligenza artificiale mi fa pensare che qualcosa funziona ancora. Altrimenti dice vincerà il Liverpool, tutto. Cioè, giusto per dirvi, Klopp ha fatto 56, 53, 57, 53, 63, 52 e 52 panchine negli ultimi anni. Quale squadra italiana ha fatto tutte queste partite in una stagione? Non è acqua fresca. Cioè, il Napoli quante ne farà quest'anno? 49, quante arriva? Cioè, tra 49 e 60 di quel livello cambia tutto. Però ovviamente le persone hanno 5 cambi, 4 cambi. È chiaro, Simeone poteva entrare prima, sì, lo sappiamo, però la squadra ha mollato. Ma questo è evidente, per questo poi i tifosi se la prendono coi giocatori, perché non possono accettare che erano bene o male gli stessi che poi così. Leggiamo la domanda, scusa. Domanda di Homo erectus. Volevo porre una domanda qui: secondo te quanto durerà il periodo di mediocrità del Napoli e a cosa sarà dovuto? Questa stagione ce la piangiamo così fino alla 38esima, che non arriverà finisca il prima possibile. Che non arriverà prima. Vi do questa brutta notizia, a meno che domani Gravina non fa una dispensa al Napoli per non giocare quelle partite 3-0 a tavolino, falsando la lotta per la retrocessione, poi ragazzi dobbiamo capire le mosse di De Laurentiis. Io qua non per viltà, e neanche per prudenza, ma per cavolo, non posso dire per onestà, Valerio, cioè per saggezza, dai, per saggezza, vorrei prendermi del tempo per capire quali sono le mosse, le strategie. Da quelle io capisco se tu stai componendo una squadra che è mentalizzata per quel campionato onesto che può fare, a prescindere da tutte quelle che saranno le voci di onestà. Adesso non lo so, perché non so ancora le mosse di De Laurentiis. Sono preoccupato perché anche la buttata dello stadio, del centro sportivo, se voi ci fate caso, sono state chiamate in causa in tutti gli anni che il Napoli non è andato bene. Quindi è anche un reframe ricorrente, cioè non è la prima volta che abbiamo sentito, e avviene sempre sistematicamente in determinate stagioni. Ma infatti noi della stagione scorsa dobbiamo prendere quelle che sono state le anomalie che hanno portato all'anomalia e non i termini di continuità, perché altrimenti dici ma com'è, i tifosi erano sempre quelli, quell'anno vanno bene, quell'anno vanno bene, quindi vediamo l'anomalia, che l'anomalia era la coppia Giuntoli e Spalletti chiusa in uno sgabuzzino. Le pagelle di Del Genio, una polemica ci riporta le pagelle di Del Genio, e io non sono d'accordo. È chiaro, no? La provocazione, cioè di dare 3 a tutti senza appello. Io non sono d'accordo con questo tipo di... perché non sposti niente, e dai, per esempio, e qua ci tengo moltissimo, perché ho detto Mazzocchi, stai pigliando il terzino della Salernitana, 1 milione, Mazzocchi è scarso, e lo ripeto, della Salernitana retrocessa, ma no, perché può anche essere, stai prendendo il terzino della Salernitana che ha fatto 11ª in classifica, cambia, certo, esattamente. Non puoi dare 3 a Mazzocchi, perché Mazzocchi è entrato con febbre o con senza febbre, è entrato per dare l'anima e ce l'ha messa tutta, quindi per me Mazzocchi va salvato da questa partita. Non può essere colpa sua, non può essere colpa sua che l'hanno preso come vice di Lorenzo, e Di Lorenzo non si siede mai, doveva giocare Mazzocchi qualche partita ed è stato messo sempre a tappabuchi, e addirittura la sfortuna della febbre non lo so, andrebbe valutata con onestà se veramente teneva fremo o no, o se Calzona ti dice una cosa, tanto preferisco il mancino là. Non posso dare 3 a Mazzocchi, non posso dare 3 a Simeone, non se lo meritano. La mia professoressa di latino e greco faceva questo ragionamento che a me, devo dire, piaceva, poi da adulto l'ho trovato più di buonsenso, che lei riteneva di aver fallito se gli studenti da 8 prendevano 8 alle versioni. Perché dice quelli sono bravi, io sto solo conservando, chiaramente li devo far tenere sulla corda, non si devono adagiare sugli allori. Ho detto la vera bravura di un professore è portare i 4,5 anche a 5,5 ai limiti del 6. Non potrai mai portare tutti allo stesso livello, perché non abbiamo tutti la stessa intelligenza, non maturiamo tutti nello stesso tempo, non abbiamo tutti le stesse problematiche adolescenziali, quindi è una balla e uno cerca. Però questa cosa mi è rimasta poi nella allora
se dobbiamo dire che questa partita in fondo mettiamo tutti 6 perché era facile, era tradurre Cesare, e questa invece è la... Beh, questi, per esempio, questi ragionamenti che non sono di Paolo Del Genio, però, per esempio, potrebbero essere applicati anche al giocatore, nel senso, se tu prendi Mazzocchi, non stai prendendo Roberto Carlos. Qual è la tua aspettativa nei confronti di Mazzocchi? Che qualche 20 minuti o la partita di Coppa Italia te la faccia con onesto impegno tattico, grande impegno fisico, e qualche volta ti cacci anche una giocata lì, però non puoi aspettarti Roberto Carlos, no? Ecco, quindi nella severità, se un giocatore già non è portato per prendere 7, 7, 7, 7, 7, che sia la versione facile o la versione difficile, perché i suoi mezzi tecnici, tattici e di talento sono inferiori a Roberto Carlos, questa cosa andrebbe valutata, secondo me. Però è chiaramente un modo di analizzare il calcio, è un gioco, se no ci deprimiamo stasera. Però questo è un errore che si fa, perché la gente poi non pensa che sta valutando tutti alla stessa maniera. Allora, che Mazzocchi mi sbagli 2 dribbling non è cambiato il mondo, che te li sbagliava Maradona era abbastanza insolito, no? Se Maradona quella partita le palle di Lobotka, no? I palloni. Esattamente. Ne ha sbagliati bravi quelli che mi hanno corretto sulla matematica, ne ha sbagliati 8. A me e per questo poi incomincio a vedere le statistiche, le classifiche guida, eccetera. La storiella di Cesare è facile, Cicerone è difficile. Non la conoscevo, perché cominciai a fare statistiche molto prima di sentire queste cose. Non mi ha mai convinto, perché poi ho continuato la mia strada, perché poi alla fine tu hai perso 6 punti con l'Empoli. Allora tu stai affrontando l'Empoli, non è colpa tua se oggi affronti l'Empoli e non affronti sempre la Juve, fa parte del campionato a 20 squadre e tu devi valutare la partita, dici vabbè, siccome hai affrontato l'Empoli più di 6 non li puoi mettere, ma non è vero, perché se uno ha giocato benissimo contro l'Empoli in modo spettacolare, tu li metti 7 sapendo che hai affrontato l'Empoli. Però il discorso di Klopp, non è sempre facile mantenere quella qualità tutte le domeniche tra virgolette, oggi per esempio è sabato, no? Però è un mio modo di analizzare. E anche qua, vedi, si trova, mettere tutti e tre, a prescindere che non tutti possano aver giocato allo stesso modo, non tutti erano chiamati allo stesso piano gara, non tutti uno ha fatto 90 minuti, non ne ha fatti 2, come fa? No, ma non tutti sono entrati nello stesso momento della partita, allora è più grave aver preso gol e non aver agito in maniera attenta, o essere subentrato e non aver contribuito a cambiare l'inerzia della partita. È una domanda aperta, e qui qualcuno potrebbe dire no, Guido, per noi è più grave. Hai ragione, perché no, io sono liberale. Un altro dice Guido, però non può essere la stessa cosa, perché non lo è la stessa cosa essere subentrati o no, Valerio? Pietro, assolutamente, e Pietro mi aggiunge come dettaglio ulteriore, dice ha fatto quella pagella con la motivazione, il fatto di non perdere tempo a lavorare per determinare differenze non sostanziali. No, ma non stiamo criticando Paolo Del Genio, ci stiamo divertendo, secondo me, in maniera serena, senza insultare nessuno, senza dire parolacce, a farvi vedere di quante sfumature diverse possono essere interpretate o nasce da una stessa partita, una stessa cosa. Quindi lui non ha torto o ragione, è una sua, tra l'altro Paolo Del Genio è un giornalista espertissimo, quindi non è arriva oggi. Sì, non può essere manco tacciato di essere pigro, perché non c'è mai. Massimo porta questa cosa che sta girando, disertate il Maradona. Io non sono d'accordo con disertate il Maradona. Io però ho lanciato un'altra provocazione, cioè il silenzio stampa dei tifosi, che non significa disertare il Maradona, ma significa non interagire più sui social, su tutte le cose che il Napoli fa. Quando si fa un post su Instagram così è perché c'è l'accordo con lo sponsor che deve prodotto da Sorare, tipo presentato dalla Coca-Cola. Se non si fanno interazioni, gli sponsor reagiscono. Se non possono reagire in questa stagione, reagiscono nella prossima e non ti arrivano le cose. Mi sono fatto solo questa domanda, Guido. Cosa succede se il Napoli, cosa è impossibile, perché il napoletano reagisce anche quando è incazzato, reagisce incazzato. Cosa succede se noi chiudiamo i rubinetti dell'interazione? Cioè loro non ci danno le conferenze e noi non commentiamo più nulla, io non faccio più video. Allora, io qua ti dico la mia, perché me l'hai chiesto. Sì. Mantenendo, è un tema a cui tengo particolarmente,
sempre canoni di buona educazione, soprattutto mantenendosi nel confine, nel recinto del calcio. Quindi non andiamo a livello personale, non andiamo a livello familiare, non andiamo nelle altre cose. Le persone personalmente hanno diritto a manifestare la loro decisione, il dissenso. Io qua non vi dirò mai fate così. Quindi questa intanto è la mia. Però ci tengo, buona educazione, le parolacce tra l'altro non fanno presa, se tu dai... oppure mogli, figli, cose, andate a lavorare, anche il fatto tirate fuori gli attributi. Posso dire una cosa che anche quello è un luogo comune, che è di una stupidità incredibile, perché poi alla fine Maradona non è che aveva più attributi degli altri, aveva dei piedi più fasati degli altri, cioè poi alla fine di nuovo lo sport professionista, a prescindere la psicologia eccetera, però è un luogo comune banale, perché è il talento poi che quello che se uno è scarso ci puoi mettere quello, se vado io mi fanno 2 tu cancellieri, mi fa 2 tunnel e mi siede a terra. Però rispondo a Valerio, però ci tenevo a dire questa cosa, non ho un'indicazione unica e non sono contrario a determinate forme di dissenso, che può essere un fischio, non andare eccetera. Sono contrario alla violenza anche verbale, alla stupidità, alla maleducazione e andare fuori dal recinto sportivo, perché tu devi criticare il giocatore per quello che ha fatto in campo, basta, finisce lì. Questa cosa di Valerio è molto intelligente e molto sottile, perché è molto moderna, è molto attuale. Non poteva avere lo stesso effetto quando io ero giovane, all'epoca di Pampina, Celestini, prima ancora di Diego eccetera, perché viviamo in un mondo che è cambiato proprio da un punto di vista proprio non solo della comunicazione, della tecnologia, ma degli effetti che la tecnologia e la comunicazione hanno sulle persone. E non c'è niente di peggio, vedete il caso Ferragni, no? Scomparire per pochi giorni non te lo puoi permettere nonostante sei nell'occhio del ciclone. È molto sottile e fa molto male da tutti i punti di vista. Non a caso la squadra più potente politicamente non ti dice solo io ho vinto 14 Champions League, ti dice io ho tot non so quanti ne ha di milioni di follower, perché adesso il tuo peso politico è dato anche, non so adesso in che proporzione, non solo dai trofei, da determinati accordi, strategie e alleanze, ma anche dal tuo potere social. E perdere potere social, perdere interesse e appeal nei confronti della tua tifoseria o comunque rappresentanza significa perdere potere. Perdere potere significa perdere economicità. Perdere economicità significa di nuovo perdere potere. E chiaramente la tua forma, che è pacifica, sottile, è anche quella più dannosa. Io poi non vorrei fare un perché il mondo è cambiato. C'è l'amore, no? Che uno fa le cose, non vuole danneggiare la propria squadra, vorrei che andasse meglio, ma vorrei che arrivasse il messaggio di: se credi di aver sbagliato solo che non hai incatenato Spalletti, sei fuori strada, e questo è il messaggio che deve passare. Non è stato quello il tuo errore. C'è un aspetto fortemente negativo di quest'anno, Valerio, purtroppo lo dobbiamo dire. Io fortunatamente fin da piccolo non ho mai subito la pressione degli sfottò calcistici, quindi però fino a 1 anno e mezzo fa, 2 anni e mezzo fa più o meno, andavo fortemente in depressione per le sconfitte, ma per un fatto mio, come se non esistesse il mondo. È una cosa un po' difficile da spiegare, quindi veramente non me ne frega niente se uno juventino, milanista eccetera eccetera ti sfotte. Però qual è l'aspetto grave? Che non è il Napoli campione che arriverà sesto, settimo, ottavo, quello che sarà, no? Secondo me non arriva nei primi 7, l'ho detto da tempo, spero di sbagliare, spero. E che sono gli stessi giocatori. Su questa cosa per loro gli rimarrà vita, come gli rimarrà, fortunatamente ha vinto lo scudetto, ma automaticamente gli rimarrà. Ma subito dopo, come fa? È salvato solo Kim. E io ti lancio anche stavo facendo un po' di calcoli, guarda, che non i 31 punti in meno del Napoli. Secondo me, se il film di De Laurentiis dovesse incassare 5 milioni di euro, miraggio, qua faccio come dissi
un terzo posto sarebbe un risultato economico eccezionale. Se incassasse 3 milioni e mezzo sarebbe ottimo, e lì ci mette la firma. Io temo che non incasserà 3 milioni e mezzo, ed è un calcolo che non ho fatto a cacchio, perché ve lo potrò dire dopo appena i primi 2 giorni, perché ho tutta una serie di stimatori, esponendomi ad errori, ma io sarò contento se lui supera il record di Checco Zalone, i 65 milioni di euro, almeno quello stagionale della grandissima Cortellesi. Però mi stavo divertendo, perché siccome ho sentito i colleghi, io sono già sondato, non vedo l'ora, mi piangerò, mi commuoverò, eccetera, perché tu pensa che scorno se poi è un flop economico. Portugal, l'amico Massimo, idea per Guido da regalare a SCE, poi vediamo se le vogliono prendere o se Guido la sposa o no. Contratti a produzione per i calciatori, si accettano bonus e premi produzione, esempio, allora se produci meno guadagni meno. Questa piace assai a De Laurentiis, se la sente. Mica a me la devi regalare, io non prendo una lira, non lavoro per il calcio, non mi sono mai aperto manco un canale per... Ci fu una ragione che conosce solo Valerio, un'altra persona al mondo, quando scrivevo per Sempre Napoli dopo un lungo corteggiamento. Sono molto grato a una persona quando mi ha dispensato, diciamo. Quindi, diciamo, forse anche questo mi rende abbastanza lucido nell'analizzare il calcio, perché non ho nessuna pressione né politica né economica né di amicizia. Però ripeto, fare una base di contratto fisso, come tra l'altro si può fare nella vita, no? Pensi ai rappresentanti che fanno un lavoro durissimo, macinando chilometri. Dipende poi dalla forza del calciatore, degli agenti, perché no? Non credo che ci siano problemi l'anno prossimo, perché l'anno prossimo il Napoli non andrà in Champions, quindi non è... mi sbilancio, sono molto preoccupato, perché tu devi considerare che anche se fai una grande squadra, gli altri non è che dicono ok, ti sto a guardare, e quest'anno se tu arrivi ottavo, se Napoli l'anno prossimo arrivasse sesto sarebbe un ottimo passo avanti. In una stagione ha recuperato 2 posizioni, siamo molto contenti, io sono pragmatico in questo, ecco perché arrivavamo ai settimi e sperare di rosicchiare 2 posizioni e avere di nuovo la Champions a 5, molto bene, più facciamo schifo quest'anno è più pesante per l'anno prossimo, e stiamo facendo parecchio schifo, e questo è vero che parti da 0 punti, è come è normale che sia, però il peso specifico di un campionato conta. Questo contratto penso che De Laurentiis sarebbe contentissimo, anche perché lui in molti anni non ha mai messo il premio scudetto, pare, no? Perché non era contemplato, quindi, e non l'ha mai dovuto pagare perché non l'abbiamo vinto. L'anno scorso si è posto il problema. Non si è mai capito se poi c'era o non c'era. No, questo infatti resta sospeso perché non lo possiamo sapere. Pasquale ci chiede: abbiamo vinto lo scudetto a seguito di una rivoluzione in squadra, accogliendo degli sconosciuti, Kim e Kvara su tutti. Potrebbe essere una soluzione fare lo stesso in panchina puntando su Possanzini? Abbiamo vinto uno scudetto su un percorso di 3 anni, aggiungendo quelle pedine che servivano, che si sono innestate bene. Non siamo partiti da 0-0. Si è sottovalutato, e lo abbiamo detto Valerio e io sempre, il lavoro di Gattuso, che posa delle solide basi. Considerate che quello scarsone, tesserino, strappiamo, eccetera, con tutte le schifezze arbitrali che subì il Napoli, con tutto che giocava con stadi vuoti ed è diverso, eccetera, fece 77 punti. Sembrano un miraggio questo. 77 punti e 86 gol e 41 subiti, che sono quelli che abbiamo subito quest'anno. Quindi se noi non dovessimo subire più un gol, diciamo, abbiamo la stessa difesa di Gattuso, ma non abbiamo gli 86 gol e i 77 punti. Spalletti ne fece 79 e poi 90, e sì, ci fu il cambio di Koulibaly, Mertens, Insigne, eccetera. Però fu aggiungere, come l'anno di Maradona, no? Tu prendi Maradona, c'avevi Bertoni, Bagni, l'anno dopo arrivavamo ottavi, me lo ricordo, prendemmo Giordano, eccetera, Renica, cioè arrivavamo terzi con un po' di rammarico, e poi arrivavamo primi, poi secondi, perché si dice anche il Napoli Maradona, sì, non ha rivinto, ha buttato uno scudetto strano, però arrivò secondo, poi arrivò secondo dietro l'Inter dei miracoli, e poi arrivò di nuovo prima. Quindi non è vero che fece così schifo dopo lo scudetto. Poi dopo il secondo scudetto, ma ci fu anche la squalifica di Maradona,
e delle situazioni politiche dopo Italia 90. Quindi intanto bisogna raccontarla bene la storia. Noi abbiamo fatto non una semi-rivoluzione, abbiamo aggiunto i giocatori giusti al momento giusto, con la freschezza giusta, su una base giusta, ma non siamo partiti da zero. No, infatti già avevi un Osimhen che aveva preso confidenza. Ragazzi, ci annullarono un gol col Cagliari, Osimhen era andato manco lo sfiora sulla spalla, 2-0, partita finita, poi prendiamo un gol assurdo, senza tutte le schifezze da Juve, no? Il rigore che non era rigore, eccetera. Bastavano quei 2 punti, il Napoli aveva 79 punti senza dover chiedere niente a nessuno, tutte le altre cose che non ci interessano, alla fine campionato, perché poi un torto all'inizio non è detto che poi tu reagisci in un certo modo, c'era anche però quella partita fu veramente, cioè, se tu lo rivedi oggi con tutti i replay dici ma dove se lo sono inventati? Tra l'altro l'arbitro di campo di Marelli a volte dice una cosa, a volte dice un'altra, dici ma come? È l'arbitro di campo che deve valutare in intensità, no? Ci ha insegnato questo e invece poi lo richiama il VAR, lo annulla. Non è che l'ha spinto così, dai, no? Però il passato è passato. Quest'anno è dura perché bisogna riniziare, ma il problema su quali basi riniziamo? Qualche base, io spero che almeno una colonna la mettiamo, altrimenti non abbiamo manco una colonna su cominciare a fare il solaio. Questo è vero che tu sono linciato perché non faceva giocare Raccomani. No, vabbè, il ritorno al passato non ha senso e non posso nemmeno fare un salto nel futuro. Elena, se ti chiami Elena, se sei Elena, perché il modo in cui scrivi mi sa un po' di troll, non urlare, tutto non urlare. Con Italiano in che posizione potremmo arrivare? Che ne so se arriva Italiano, che ne so che mercato gli fai, che ne so se Man arriva e con che cose, con che ruolo arriva, e che ne so. Queste domande mi sanno più di troll che di effettiva richiesta di approfondire l'argomento calcio. Intanto capiamo se arriviamo nelle prime 8, addirittura fare un turno in più di Coppa Italia, che scorno. Lo stava dicendo Massimo, spero nell'8° posto, perché non sono così sicuro che riusciremo a mantenerlo. Almeno potremo dire che anche nel 90 arrivavamo ottavi dopo il secondo scudetto. Sì, però lo shock della squalifica di Maradona è qualcosa di epocale, rimane nei libri di storia. È una cosa politica. C'è il Torino che deve giocare, ovviamente al 45. La Fiorentina ne deve recuperare 2, ragazzi. Due. E questa è la cosa. Come l'Atalanta che se ne va ancora di più. Mi fa sorridere tutto quello che a turno tutti hanno detto ma quello stiamo là. Io spero che, ma mi taccio, che devo sperare, non avverrà mai, che non ci siano toni esasperati anche da parte dei colleghi, ma mentre lo dico mi viene da ridere, come quando De Laurentiis dice che dobbiamo provare Dan Conquer Tuareg, no? Quindi mentre la pensavo questa cosa dicevo non sei credibile Guido, non sei credibile, non la dire che è una cretina. La mia speranza da sportivo, ho detto cerchiamo di incanarci verso analisi più serie che possono aiutare a gettare delle basi per costruire qualcosa di un pochino più sostanziale come società, perché dire andate a lavorare, siete indegni, uscitevi lo scudetto, a che serve umiliare queste persone? Ma ci hanno pensato già loro, perché comunque rimane nell'almanacco questo punteggio basso. Andarsi ogni domenica a prendersi la ramanzina dai tifosi non è un'umiliazione, non serve a niente. Io sono sempre propositivo nella vita, voglio delle soluzioni. Queste cose lo sappiamo, cioè hai perso, sei umiliato, ok, non c'è bisogno come lo ricordi tu, dimmi qualcosa che non so. Esatto, questa è l'immagine di cui si parlava. Recupero questa domanda perché Antonio mi pare l'aveva fatta anche nella live di ieri. Cosa ne pensate di Maresca? Salirà in Premier con il Leicester e già è fuori portata? E non lo so, io penso che se tu porti il Leicester di nuovo in Premier League te la vuoi anche giocare. Non lo so se a livello di contratto come sta, ma sempre questo discorso, ma questa gente
faccio lo stesso discorso. Contenta di stare lì e vuole venire a Napoli. Cioè, perché uno che sta facendo un'impresa con il Leicester poi non si deve giocare anche la possibilità di salvarlo il Leicester, di portarlo più avanti, e invece molla tutto in una condizione che è l'obiettivo di tutti, cioè stare in Premier League, molla e viene a Napoli a infognarsi in una situazione complicata. 2026 il contratto di Maresca? E allora andiamo tranquilli, dormi pure tranquilli. Tra l'altro, se stai andando in Premier, no? Quindi hai fatto un buon campionato, ritorni in Premier, stai talmente depresso, dici sono un fallito, sono sconfitto, eccetera. No, vado del Napoli, che vedi che bel campionato. Non è che dici, cavolo, ho un potere contrattuale che ho fatto bene, tra l'altro non devi ridiscutere il contratto perché è ancora lungo, lì lo possiamo dire, sono altre 2 stagioni, non si può. Cioè si dovrebbe licenziare, probabilmente ci sarà una clausola, e io non sono amico di Procuratori, non conosco, qua non vi vendo fumo, se c'è una clausola, eccetera. Su De Zerbi vi dissi la verità, perché mi andai a studiare quello che sono riuscito a scoprire, ed era vero. E anche lì, cioè, De Zerbi impazzisce, dice no, perché io sto facendo un percorso anche difficile, vedete quest'anno, no, ma perché io devo tornare in Italia, andarmi a infognare. Avevo chiesto al lavoro di lavorare mezza giornata per vedere la partita, meno male che mi è stato negato. Sai che tu sai capire, vedi questi sono i datori di lavoro o illuminati o eccessivamente zelanti. Anche qui sono un liberale, lascio. Sì. Nel frattempo volevo rispondere a Navajo, ho perso il messaggio e mi ha scritto scusa se l'ho risposto, non ti devi scusare di niente, amico mio. È un personaggio che ogni tanto vedo e sto cercando di inquadrare, dato che non posso vedere tutte le facce di tutti voi, cerco di intuire. Francesco da Miami Azzurra, non capisco come Calzona continui a insistere sui soliti invece di provare i nuovi. Guido, la domanda di Francesco però, te la estendo. Sì, a parte che non li vediamo allenare, no? Però no, perché ci sono dei personaggi che sono cioè esiste quello che dice no, io ho i miei 11 e non voglio sapere niente. Però quando lo faceva il maestro Sarri, guai a toccarli. Hai capito? Perché c'era quella. Allora può essere che quella è una mentalità, è un retaggio e anche una convinzione. Contemporaneamente io non credo che lui voglia perdere di proposito Calzona. Diciamo, trovami un folle che dice adesso stanno giocando male. Metto i più scarsi. Col senno di poi, mettiamo Denton, eccetera, eccetera. Anche sta Lobotka e Zelinski sono i titolari del centrocampo sì. È un po'. Kvara, sì. Politano e Osimhen sono, porca miseria, i titolari dell'attacco e dello scudetto, sì. Cioè, poi la difesa, diciamo, la difesa in emergenza per il comitanze di squalifiche e infortuni, quindi non è che è un folle. Casomai metteva quelli nuovi, è ovvio abbiamo perso, e uno dice perché non hai messo quelli nuovi? Mettevi quelli nuovi, cioè nuovi arrivati, perdevi. Dice, perché non hai messo Zelinski? Ragazzi, secondo me, vi ho detto, stanno giocando un campionato che non hanno nelle corde, e puoi cambiare l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, secondo me non è Guido, Vitangelo spera solo che qualcuno in società contatti Guido e chieda consigli. Secondo te ti hanno contattato? No, ma anche il periodo dove scrivevo per sempre Napoli, che avevo un approccio anche colto e filosofico negli articoli, ci fu una sorta di embargo pure non mi avete sentito contattare in radio, cioè, ma non me ne sono fatto né un pianto né nulla. Certo, qualche volta mi sono divertito con Valerio a lanciare delle idee, ma non sono manco lo 0,1% di idee, alcune molto fattibili, nel senso a budget ridottissimi, che però sarebbero molto innovative, molto eleganti, molto glamour, e alcune anche molto sportive, nel senso che poi quello che ci interessa, no? Che si concretizzi in qualche punto in più. Ma il mio numero di telefono, essendo iscritto a 2 albi, anche me, non è molto difficile gli albi, per quanto sono criticabili, no? Diciamo lì, però almeno ti danno un minimo di garanzia. Comunque è vero, che secondo me Zelinski un pochino meglio degli altri 2 a centrocampo, ha piroettato tanto senza poi essere decisivo, sono d'accordo. Sì, però Valerio, secondo me io, siccome oltre che professionisti l'anno scorso
fatto qualcosa di eccezionale, e io credo che nessuno nella vita, chi ha, spero almeno solo momentanei, problemi mentali, no? Nessuno nella vita vuole fare brutta figura, manco Fantozzi, che è chiaramente un personaggio di finzione, no? Trova in una persona che, ripeto, a meno che non abbia problemi, che dice io voglio fare figuracce, anzi, no, uno si vergogna di fare figuracce. Il problema è che tra il dire e il fare c'è di mezzo la stagione che stiamo facendo. Quindi io non penso a questi giocatori, entriamo lì, però entrano in campo pure con la volontà di far bene, non fosse peraltro per non prendersi la lamazzina, guarda, basterebbe solo quello. Il problema è che non loro... Calzona ha detto quelle parole che io vi dissi l'anno scorso quando non sapevo ancora l'allenatore, e dissi porca miseria quanto è stato bravo questo qua che non onesta intellettualmente. Dissi la caratteristica più importante, a parte il coraggio, che questo allenatore deve far vedere ai giocatori quello che è in testa, come raggiungere, e loro ci devono credere. Calzone ha detto non sono stato capace di fargli vedere, loro non lo vedono, e se tu non lo vedi puoi allenarti, puoi impegnarti, puoi avere tecnica su questo mondo, però poi alla fine non rendi. La scuola non sta rendendo, ragazzi, cioè, non incaponiamoci nemmeno a trovare delle ragioni sociopatiche, esagerate, complottiste, di tesserini stracciati, che giocatori che sono scarsissimi. Secondo me si esasperano gli animi, si carica di qualcosa che secondo me non esiste, solo secondo me, semplicemente così. In più, ovviamente, essendosi accumulati sulle spalle brutte figure su brutte figure, punti scarsi su punti scarsi, ogni partita è diventata più pesante per loro. Quindi se prima non avevi questa visione, come puoi immaginare che adesso ce l'hai con 49 punti se non ce l'hai avuta alla 20ª giornata? Un po' di logica, ragazzi. Poi dice, ma Guido, anche Politano ha detto, non so se erano 10 o 12, potrei ricordare male, mancano 10 finali. Sì, sono frasi fatte per accontentarsi, se le sono imparati pure loro. La 10 sono tutti contenti, colleghi e tifosi, nessuno ti rompe le scatole. Questa è la verità. Tant'è vero che gli unici due cretini che si sono presi i rimbotti sono stati Valerio e Guido, anche da alcuni di voi. Però anche l'allenatore l'ha detto. Va bene, l'hanno detto, hanno il diritto, sono un liberale, ma non significa nulla. Io voglio dire, ma continuiamo a dire non proviamo i nuovi, sono settimane a dire che dovevano giocare Oscar e stanno facendo schifo pure alla fine. No, ma questo è indicativo, Guido, perché ti fa capire il sistema d'insieme che non sta funzionando. Perché quando dici no, è colpa di Juan Valerio Jesus, non capisce niente, non capisce niente, più di Valerio, ma sei un maestro assoluto di saggezza, intelligenza, conoscenza del calcio, perché disse delle cose molto importanti già all'epoca di Gattuso e dopo, di calma, di lucidità, come Mimmo Caraselli. Non mi riferisco a quando ha fatto quella domanda al presidente, quando tutti questo un mercato da 60, disse, stai dicendo stupidaggini, e tutti zitti. Una volta fu intervistato da Napoli, deve fare un acquisto generale, la squadra già ce l'ha, un difensore centrale forte, e questi qua si devono riconvincere in certe cose. Potete fare tutti gli acquisti di questo mondo, forti, medi, come si chiama, sprofonderà, è sprofondata. Non credete a Valerio, non credete a me, ma Mimmo Caraselli ha 90 anni, ha visto quasi tutta la storia del calcio Napoli, che nel 98 non si è venduto, mantiene una lucidità di analisi anche con un pizzico di ironia che è andata a crescere nel corso degli anni. Allora io mi fido di lui, ed è avvenuto così. Quindi noi possiamo continuare, giocava Nathan, mercato da 8, rinfacciamo quello che disse quello là. Abbiamo aggiunto confusione a confusione a Gentaglio, ci siamo caricati di incertezze su incertezze, alimentando poi ovviamente il dibattito, quello non è buono, quello è scarso, fa giocare Juan Jesus che manco nella Serie Pro, quello là, golline, casino incredibile. Purtroppo chi è tirato fuori dal fosso? Io perché ho detto l'anno prossimo Kvara? Perché Di Lorenzo non è un capitano da guerra e noi dobbiamo andare a fare la guerra. Serve un capitano, può darsi che non è manco lui, no? Ma è un capitano da pace, da tempi di pace, e infatti è stato perfetto l'anno scorso e lo ringraziamo, è un ragazzo con la faccia pulita e non solo, ma quest'anno non è stato capace di tirare fuori dal fosso,
non lo criminalizziamo, non lo accusiamo di nulla. Adesso serve anche un capitano da guerra, un capitano che si prende. Non è possibile che noi ogni partita prendiamo schiaffi dagli arbitri. Anche oggi ci sono state 2 vaccate clamorose, una a fine partita. Non è influito l'arbitraggio, non piangiamo nulla, eccetera. Però non è possibile che noi siamo maltrattati con tutti, ci ridono in faccia. Cioè, che cosa ha visto alla fine? Quello era fallo, che ha preso proprio le gambe, si è preso pure una munizione. E allora ci vuole anche un capitano che come erano Bonucci. Sì. Vale. E siamo nel multiuniverso e va bene. Prende prima la palla e poi alza il piede per prendere che gli prende la gamba. L'amico che vedi, andiamo proprio nel discorso di prima, nell'illogico. Spero che finisca adesso, che è bellissima come... Non si possono vedere giocatori senza orgoglio e senza voglia di essere squadra. Voglio dare una brutta notizia all'amico Vetrag: non solo non finisce adesso, ma noi dobbiamo affrontare l'Udinese, e l'Udinese ha perso. Non è stato annunciato. Scusa. L'Udinese ha perso, siamo al 96esimo, ha segnato il Verona, ha segnato al 93esimo. L'Udinese rischia, sarà partita vera, mentre il Napoli fa un'altra partita estiva. No, io dicevo il 26 maggio, scusa Valerio, non so ancora perché non hanno stabilito l'anticipo, l'orario, però il 26 maggio, spero che finisca, mi risulta il 26 maggio alla fine. Potrebbe essere il 25, anche perché molto probabilmente speriamo che è una partita che non serve a nulla, il Lecce salvo, il Napoli salvo, eccetera. Però ragazzi, il 26 maggio potrebbe essere il 25, il 26 ora di pranzo, però non finisce prima. Si è capito se riescono a fare i recuperi di quelle 2 partite? Quella con la Fiorentina Atalanta pare dopo il campionato, quello della Roma prima della partita del Napoli, il 25 aprile. Bella insalata. Quindi finisce il campionato e non è nemmeno finito il campionato. No. Siamo andati all'altro potrebbe non riguardare noi, perché nel senso, se noi rientriamo in questa lotta coppe, chiamiamole coppe, ok, però c'è la Fiorentina, la Lazio, una cosa abbastanza grave, però diciamo che il campionato era ingolfato e non si poteva fare altrimenti. Io ho trovato abbastanza grave tutte le 2, soprattutto quello della Roma, perché abbiamo visto situazioni anche più gravi. Vabbè, poi diciamo i giocatori non se la sentivano, non lo so. Speriamo che non diventi un precedente per poi garantire a certi furbi di strumentalizzare. La Roma ce l'ha, no? E mi ricordo l'anno di Benitez che si giocavano le partite nazionali, addirittura la partita fu anticipata un venerdì, noi tornammo, perdemmo 2-0 con Insigne e Palmer che presero 2 pali, e fu anche la partita che fece decretare la fine della stagione per Cannavaro nel Napoli. Il potere politico della Roma è diverso da quello del Napoli dalla notte dei tempi. Però, se fosse successo a Napoli, io ho il timore che la partita si sarebbe finita, diciamo, tranquillamente. Però per ora hanno deciso il 25 aprile, invece data da destinarsi molto probabilmente a fine campionato, quello tra Fiorentina e Atalanta. Guido, ci salutiamo con un off topic per disintossicarci da questo Napoli. Cosa ne pensa del teaser lanciato per Joker 2? Ah, guarda, questa è una cosa carina, perché mandai una sola foto da Venezia quando visti il Joker. Di solito dico il giovedì o il mercoledì, finché vince era lui allo specchio che sorride, poi vinse. Grandi, poi devo recuperartelo, te lo mando il pezzettino che scrissi, perché è il classico film del regista che casomai non viene preso sul serio in Italia, perché è il regista di commedie, però in realtà il livello di professionalità in America spesso è molto alto, no? e quindi vuole fare quel film per cominciarsi a sdoganare, no? È successo anche il regista della Grande Scommessa, che poi ha vinto l'Oscar con miglior sceneggiatura. Però quando un film, la forbice, concludo, di Joker è una forbice impressionante tra costo, è un film a basso budget, sostanzialmente non è un film di supereroi perché non c'è Batman ed è fuori dall'universo che poi è stato cancellato di Zack Snyder, però incassò tantissimo, più di 1 miliardo
ha vinto anche dei premi, tra l'altro un premio importante l'Oscar. Voi sapete, anche se tu li hai fatti morire tutti i personaggi, quando incassi 1 miliardo il film non è costato 400 milioni più i costi di distribuzione e pubblicità, che significa che devi incassare 3 volte e mezzo per andare in pari, tu il giorno del primo weekend, non il giorno della fine corsa, il giorno del primo weekend si è incominciato a parlare di sequel, quindi il sequel c'è. Era nato come stand alone, quelli che parlano bene in inglese dicono così, però sostanzialmente non è Casablanca, non è Blade Runner, purtroppo hanno fatto il sequel di Blade Runner, quindi ci può stare. I trailer, concludo, non mi appassionano da una vita, perché spesso ci sono dei trailer molto belli di film molto brutti, ho un po' di abilità a capirli, e a volte trailer banali e noiosi di film bellissimi, e tendenzialmente cerco di non vederli, però è un regista che seguiamo con attenzione, vedremo questa storia, poi essendo una storia diversa potrebbe, andatevela a recuperare la mia analisi su Joker, anche se ci sono degli errori delle immagini, potrebbe anche essere tutto accaduto nella sua testa, quello che abbiamo visto. L'hanno lasciato volontariamente aperta, come potrebbe non essere mai uscito dal manicomio psichiatrico, quindi poi c'è Lady Gaga che è molto pop, no? Di un personaggio. Quindi, comunque il trailer è accattivante, se vuoi la mia opinione, però io già faccio pochi video, ma non mi vedrete mai, veramente mi devo puntare una pistola alla testa, fare il video reaction del trailer, perché insomma scendere a questi livelli di youtuber no, mai. Ci può stare, vediamo, io mi sbilancio. A volte è capitato, pensa a Kill Bill volume 2, scusa per la lunghezza della domanda, però accontentiamo, soprattutto in una giornata tristissima per il Napoli, incassò meno di Kill Bill volume 1. Spider-Man 2 di Sam Raimi, intendo, ma anche Amazing Spider-Man 2 hanno incassato meno, e Spider-Man 2 di Sam Raimi è un capolavoro, il primo è un gran film, quindi può anche essere che il film, che è costato un po' di più, incassi di meno. Poi è più difficile rispetto alla previsione di Laurentiis, perché comunque è anche meno inaspettato il personaggio, può fare anche 1,5 miliardi, lo capiremo dopo il primo weekend e mezzo, perché ci sono degli stimatori economici che studio che ti fanno capire, tranne rarissime eccezioni, quanto incasserà il film. Chiudo parentesi, mia moglie disse: Madonna quanto siamo diventati banali, Guido, se tu riesci a dircelo dopo il primo weekend con uno scarto di pochi dollari. Però dai, è un film che si aspetta da vedere, sicuramente farà parlare di sé perché avrà un'impostazione necessariamente, Valerio, credo diversa. Quello è un omaggio alla New Hollywood, a 2 grandi capisaldi della New Hollywood di Scorsese, che sono chiaramente Taxi Driver e soprattutto a Kim for Comedy, Un Re per una notte, quello con sempre Robert De Niro. E quindi penso che questo si sia discostato dal suo modello rivisitato in chiave di Joker. Però vedete quante cose mi avete fatto dire. Grazie. Qua permetti gioco in casa. Certo. Gioco in casa, e spero che almeno sia, soprattutto grazie a Valerio che mi dà questa possibilità ogni tanto di fare queste parentesi, sia un territorio molto costruttivo. Io ti ringrazio, qualcuno è venuto a scriversi al mio canale e sono i miei eroi, e devo dirti, così ho l'occasione di ringraziarli a voce, che a volte ci sono stati commenti molto belli. C'è una persona che mi scrisse, poi non l'ho fatto, sulla sottigliera rossa, e poi ci sono persone che hanno un grado di cultura, di fame, di conoscenza interessante. Siccome noi stiamo portando il calcio a tornare a essere un argomento di aggregazione anche nella divergenza di opinioni, che non è un ossimoro, perché puoi avere una opinione diversa, ma nello stesso tempo non scornarti, offenderti. Detto, almeno manteniamo, io cerco nel mio canale, il cinema come un momento di aggregazione, perché anche quello diventa un momento di divisione. Quindi tanto ti ringrazio per questa parentesi, ringrazio chi viene a trovarmi, e spero, ecco, questo di contaminare in maniera positiva tutti voi, che sia un argomento di integrazione culturale, sociale, calcistica, e non divisiva, pur nella divergenza di opinioni, ci mancherebbe, quella non deve essere pensiero unico, perché ne abbiamo già tanti. Un abbraccio a Guido con la copertina. Infatti hanno notato che
la copertina poi È quella proprio, è quello americano, non è quello italiano, infatti vedi mail. in dollari. Sì, all'epoca quanto era? 1,95, non ho la più pallida idea di quanto valga ad oggi e non ha nessuna intenzione di venderlo. Un abbraccio. Ragazzi, forza Napoli e non offendete i calciatori. No, io dico solo che sono scarso quando sono scarso, perché sono... Ma quello è un altro discorso. Quella è una critica calcistica, non è un'offesa Assolutamente, personale. Se tu hai tirato una schifezza, non vedi più la porta. E riconosco anche quando lo scarso si impegna di più di un altro e non stacca la spina. Non il politicamente corretto. Finché si rimane nella critica del suo lavoro, è come se tu dici quel musicista non becca una nota. È una persona meravigliosa, ma che c'entra? Lui non poi stecca tutte le note. Quindi io parlavo a livello personale. È un auspicio. Di nuovo un abbraccio a tutti quanti. Valerio, amici Bellini, Luciano Canfora, un abbraccio, professore. Grazie mille a Guido Gentile. Chiedo, fammi, dove sta? Volevo salutarvi, ma volevo anche... è difficile. Volevo chiedere scusa a Gioletta, non avevo letto nemmeno un messaggio, ma non è cattiva volontà, come diceva Edoardo. Tra l'altro mi sono scordato, poi ne devo chiedere in privato a Guido, perché Ripley, voglio parlare di Ripley perché ci vedo dell'Edoardo De Filippo e non l'ho visto solo io. Vi abbraccio, vi bacio e chiudo dopo la sigla con una cosa, perché questa è una verità. Sigla. Giustamente Marco Baroni, welcome to Napoli, perché va a finire pure, non escludete la possibilità di una sorpresa, perché